Buonasera, buonasera a tutti, vi invito a sedervi, ad accomodarvi. Abbiamo un po' aspettato perché speravamo arrivasse anche il quinto dei finalisti. Avete presente i treni, no? Ogni tanto ci tradiscono. Arrivano da lontano, arrivano dalla Campania, da Napoli e insomma abbiamo aspettato fino all'ultimo. Ci hanno consentito di cominciare anche senza di loro. 4 parole: imprenditore, docente, filantropo, padovano. 4 parole sembrano poche, però riassumono, lo vedete, Angelo Ferro, e siamo qui per il premio per l'innovazione dell'economia sociale. Angelo Ferro è scomparso 9 anni fa, nel 2013, da allora ogni anno lo si vuole ricordare con questo evento. Ha ricoperto numerose cariche associative, ha promosso tantissime attività di interesse generale in ambito culturale, sportivo, assistenziale. Ricordiamo che nell'ultimo periodo della sua vita è stato presidente dell'OIC, l'Opera dell'Immacolata Concezione, che qui a Padova è davvero un'istituzione, è un'organizzazione, come sapete, per l'assistenza agli anziani, che, ci dicono le statistiche, sono sempre più numerosi. Lui però è riuscito a trasformare l'OIC in quello che era più che altro un ente di assistenza, a farlo diventare più attivo, più importante. Gli anziani sono diventati una risorsa per questa città. È stato poi anche un apprezzatissimo consigliere di amministrazione di Intesa San Paolo e della Cassa di Risparmio del Veneto. E appunto per questo, in sua memoria, la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e la Fondazione Emanuela Zancan, Centro Studi e Ricerca Sociale, stiamo entrando nel tema con il sostegno di Intesa San Paolo, assegnano ogni anno un premio, come è titolato, per l'innovazione nell'economia sociale. Che cosa vuol dire? Per chi non ha mai assistito a questo premio, lo scopriremo un po' alla volta. Al primo assoluto non è soltanto un premio reputazionale questo, ma è anche un premio consistente in denaro, perché c'è una borsa di 20.000 euro, al primo assoluto vengono assegnati 10.000 euro, agli altri 4 finalisti 2.500 euro ciascuno. Dovete pensare però che qui questa sera abbiamo portato 5 finalisti, ma gli iscritti sono stati molti di più, e ve li racconteremo. Questa comunque è la cornice dell'evento, che si svolge in uno dei posti più emozionanti e più importanti della città di Padova, l'aula magna dell'università, che come sapete ha più di 800 anni, e quindi di qui sono passati la storia e la cultura di buona parte del nostro paese. Ho visto anche l'ex rettore Rizzuto, arriverà più tardi la rettrice Mapelli. E allora invito subito, per un saluto di benvenuto, Cristina Balbo, che ho visto prima, eccola qui al podio, la invito. Lei è padovana, si è laureata qui, direttrice regionale Veneto Ovest Trentino Alto Adige di Intesa San Paolo, già premio Bellisario, e devo dire anche, io le sottolineo queste cose, prima dirigente donna di Intesa, prima dirigente regionale donna di Intesa San Paolo. Grazie e buonasera a tutti e tutte. Io sono orgogliosa di essere qui a rappresentare la banca per questo premio, anche perché ho avuto l'onore di conoscere il professor Ferro e anche di collaborare insieme a lui ad alcuni progetti che naturalmente avevano tutti una finalità sociale, perché era proprio la sua visione. E da quando questo premio è stato istituito, la nostra banca lo sostiene accanto alla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, e ci teniamo molto a continuare in questo percorso, anche perché credo che negli anni questo premio stia acquisendo sempre più significato e sempre più forza, perché i bisogni sono sempre più forti, la povertà o le altre forme, diciamo, di fragilità sicuramente oggi sono forti, importanti. Quindi le imprese sociali, come quelle che stasera conosceremo, sicuramente hanno un ruolo molto importante. Dico anche che tutti dobbiamo fare la nostra parte, quindi il concetto della responsabilità sociale è un concetto che può e a nostro avviso deve riguardare anche le altre imprese. In questo Intesa San Paolo ci crede molto, il nostro amministratore delegato, i nostri vertici, sono tante le cose che noi facciamo e continuare a sostenere questo premio fa parte proprio di questo tipo di visione, quindi siamo contenti di essere qui anche questa volta. Grazie. Grazie a Cristina Balbo.
E invito adesso il professor Gilberto Muraro, che è presidente della Fondazione della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, ma è anche professore emerito di Scienza delle Finanze dell'Università di Padova e che io ringrazio in particolare per avermi invitato ad essere qui a condurre questa occasione così prestigiosa. No, fatto niente. Buonasera a tutte e a tutti, grazie anche di questa accoglienza. Io porto il saluto della Fondazione Cariparo e porto soprattutto il ringraziamento di Fondazione Cariparo a chi ci ha aiutato in questo percorso. E quindi grazie a Fondazione Zancan, grazie a Intesa San Paolo, ma grazie anche agli enti patrocinatori, l'ACRI, si riconosce, l'Associazione delle Fondazioni Bancarie si riconosce in questa iniziativa, come anche il Forum per il Terzo Settore e il CS Vunette che raccoglie tutto il volontariato. Quindi siamo lieti di questa compagnia, ma nella lista dei ringraziamenti devo aggiungere anche, perché è un ingrediente essenziale, la giuria. Credo che il premio, al di là dei riconoscimenti materiali e della reputazione che conferisce, valga proprio perché c'è alle spalle una giuria di indiscusso prestigio. E quindi lasciatemi ricordare i nomi di questi giurati che ci accompagnano dall'inizio: Presidente Giovanni Bazzoli, Presidente emerito di Intesa San Paolo, poi Andrea Cavagnis, Presidente dell'Opera Immacolata Concezione, Stefano Consiglio, Università degli Studi di Napoli, Federico II e Presidente della Fondazione Con il Sud, Giuseppe De Rita, Presidente del Censis, Maurizio Ferrero dell'Università Statale di Milano, Elena Granaglia dell'Università degli Studi di Roma 3, il sottoscritto, come Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Vanessa Pallucchi, Presidente del Forum del Terzo Settore, Romilda Rizzo, Università degli Studi di Catania, Chiara Tomasini, Presidente di CS Vunetta, Tiziano Vecchiato, Presidente della Fondazione Zancan e Stefano Zamagni, Università degli Studi di Bologna. Un grazie a tutti loro per il prestigio che ci danno del loro nome e soprattutto per l'expertise che mettono a servizio di questo premio per una scelta oculata. Come già stato detto, siamo alla 9ª edizione, uno potrebbe anche dire abbiamo fatto abbastanza. Andiamo avanti sicuri invece di fare la scelta giusta, un po' per l'omaggio a un personaggio come Angelo Ferro, che ha fatto veramente molto e merita di non essere dimenticato, ma anche perché vediamo ogni anno la risposta al nostro appello, che è addirittura entusiasmante, non solo in termini quantitativi, ma in termini anche qualitativi. Ci sono tante buone cose da mettere in luce nel terzo settore. Noi abbiamo il privilegio di poter dare una mano in questo senso, facciamolo e siamo molto contenti dei risultati sin qui raggiunti. Grazie a tutti. Grazie al professor Muraro. Anche per aver ricordato tutta la giuria che deve fare un lavoro molto importante, perché arrivano 249, credo quest'anno, progetti selezionati con fatica, una ventina, per arrivare poi a 5 finalisti, quindi è un impegno notevole. Vanno ricordati il patrocinio del Centro Servizi Volontariato, ACRI, Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio, e il Forum del Terzo Settore. Cominciamo a entrare in questo premio Angelo Ferro. Vi propongo un video per conoscere il professor Ferro. Angelo era un uomo di energia nucleare. Che significa? Che aveva un'energia che continuava a esplodere ogni volta che veniva messa in causa. Angelo era una persona estremamente umana, empatica, una persona che attraeva, che sapeva tirare fuori il meglio dalle persone. E io lo chiamavo il mio caricabatterie. Tu ti attaccavi lì una volta ogni 15 giorni e lui trovava il modo di ricaricarti. Perché questa incapacità di fermarsi, di stare un po' calmo, di dire di godersi la vita certe volte? Perché c'era entusiasmo, etimologicamente un soffio in Dio. Lui aveva un senso visibile della fede, della fiducia al futuro. Lui era una persona che si fidava molto delle altre persone, che sapeva valorizzare le persone con cui operava. Ogni successo naturalmente era l'anticamera di un'impresa ancora più impegnativa e sempre con una grande concentrazione e una capacità di ascoltare
che insomma lusingava anche l'interlocutore, no? Che appunto non si sentiva ascoltato, si sentiva proprio coinvolto, no? In questo confronto. Non tutto finisce con la morte. Cosa resta allora della figura privilegiata di Angelo Ferro, un imprenditore civile? Perché è un imprenditore che non si preoccupa solo di far funzionare bene la propria azienda, ma anche di mettere la propria conoscenza e le proprie doti al servizio della comunità. Ancora come giovane, la prima cosa che fa, va a Longarone, trova il disastro totale. E che cosa fa? Fa un'azienda sua. E c'era questo edificio rosa in fondo, che era la prima azienda dopo la tragedia. Verso Spilimbergo va a fare l'imprenditore di cemento, la vende e compra un'azienda di impianti per fare la pasta. Io non ce la farei a fare questa scalata progressiva. Successivamente è affiorato un disinteresse personale che l'ha portato a impegnarsi a fondo nell'interesse degli altri e soprattutto dei sofferenti e quindi delle persone anziane. Il vescovo di allora, Monsignor Bortignon, si prese a cura delle donne di servizio che finivano di lavorare e non sapevano dove andare. E il vescovo chiama Angela e dice: vai a fare il ragioniere, la fa il contabile. Da lì comincia quell'opera lì, la fa progredire, la porta avanti e ha questa sua capacità di, anche nel piccolo, di fare innovazione. E poi comincia l'opera, e l'opera è una continua espressione di energia, che nasce da un appartamentino in centro di Padova per ex cameriere. Ecco, Angelo, in una scala più ridotta, per ovvie ragioni, aveva seguito il modello dell'impresa olivistiana. E quali sono i principi regolativi di questo? Che la persona va trattata da persona, il bene comune e non il bene totale. Perché il bene comune postula la prosperità inclusiva. Se io includo tutti nel processo lavorativo, non ho più bisogno di dare redditi di cittadinanza, di dare bonus, eccetera. E Angelo, che conosceva la dottrina sociale della Chiesa, lo ha dimostrato dedicando e quanto tempo alla realizzazione della cittadella, appunto, Civitas Vita. L'eredità di tipo morale è di quello di non stancarsi mai di operare per il bene comune, ma di farlo sempre con grande rigore ed efficienza. L'economia sociale non può essere vista come un segmento o una parte dell'economia. Ecco allora perché ho detto che Angelo è stato un imprenditore civile, perché noi abbiamo bisogno di economia civile, cioè di civilizzare tutto il mercato, non solo una nicchia. Non basta fare cose buone, bisogna farle bene, perché efficienza vuol dire in pratica che a parità di risorse riesco a rendere più servizi. E Angelo Ferro per me è stata la personificazione di questa filosofia. Di fronte alla crisi, alle minori risorse che lo Stato riserva al terzo settore, c'è la grande risorsa del volontariato. E nel volontariato, dato un po' anche il genio italiano, ecco che affiorano un'infinità di iniziative nuove, creative. Ecco, ma questa è la grande risorsa dell'Italia. E il premio Ferro, con tutte queste partecipazioni sempre più vaste, lo dimostrano. Noi abbiamo, con Fondazione Zancan e con Intesa San Paolo, voluto indire questo premio perché ci sembrava una maniera efficace, ecco, di ricordarlo tramandandolo nell'insegnamento. Volevamo dare una mano alla crescita dell'economia sociale, ma secondo le necessità attuali e prospettiche, che sono quelle appunto di un uso efficiente delle risorse usate nell'economia sociale. E questo richiama l'innovazione. Tutto quello insomma, che circonda a livello di processo di prodotto il mondo dell'innovazione nel profit trova una corrispondenza molto importante anche nell'economia sociale. Quindi bisogna abituare a fare le cose buone, a farle con efficienza, a farle anche con creatività. Ecco, insomma, abbiamo visto un piccolo ritratto. Ne approfitto per salutare anche le autorità presenti, non uno ad uno, ma c'è l'assessora Benciolini che si occupa di questi temi qui a Padova. De Rita diceva, fermati un po', ma l'entusiasmo non può fermare certe persone. E le persone vanno trattate da persone, abbiamo sentito dire. Beh, sì.
Sembra quasi che ce lo debbano ricordare. È il momento di capire chi ha partecipato a questa nona edizione del premio e quindi apriamo insieme una finestra sull'innovazione sociale con Tiziano Vecchiato, presidente della Fondazione Zancan, che invito a scegliere quale di queste poltrone utilizzare per accomodarsi e così siede lì. Allora io mi siedo qui, lato opposto. Sono già microfonata. Io so che lei ha preparato anche delle slide. Ho anticipato un dato dicendo 250 circa i partecipanti di quest'anno, però insomma ce li vuole raccontare chi era, chi si è iscritto a questo premio, con che tipo di attività? Allora, sono 246, quindi tanti, distribuiti in tutta Italia, come da sempre il premio. Siamo a 2075 candidati innovatori nell'economia sociale, cioè realtà che hanno partecipato in questi 9 anni al premio. È un osservatorio a cielo aperto di come oggi nel nostro Paese viene intesa l'economia sociale e come viene intesa anche o provata o tentata o cercata l'innovazione. Ecco, questo è diciamo il dato generale di sfondo. Un altro dato è come dire, i collaudati. 2/3 di questi 2075 sono operativi da più di 10 anni. Ecco, collaudati, volevo proprio dire questo, perché Sì. una cosa è, come diceva nel filmato il professor Bazzoli, il volontariato, ma deve essere anche proprio geniale per arrivare a questa economia sociale. Cioè vuol dire che è sostenibile, vuol dire che è inclusiva, vuol dire che il lavoro resta lavoro, che i risultati sociali ci sono e la giuria che abbiamo sentito elencata poco fa legge tutte queste cose, quindi legge la capacità innovativa, ma legge anche la capacità di risultato economico e la capacità di risultato sociale, che vuol dire inclusione, cioè produrre, fare spazio ai più deboli e costruire soluzioni, prodotti e servizi insieme con i destinatari dei prodotti e dei servizi. Quindi i volontari no, per esempio, i volontari puri? Ma qualcuno di voi si chiederà, ma i volontari cosa ci fanno nel premio? Perché partono svantaggiati. Cioè se ogni candidatura è valutata in termini di idea innovativa messa in economia sociale, in risultato sociale e in risultato economico, i volontari che risultato economico possono portare? Eppure vedrete che anche quest'anno ci sono dei volontariati sorprendenti che quindi collaudano soluzioni che sono redditizie, non per loro, ma per la socialità, e le mettono a disposizione di chi vuole utilizzarli. È come se fossero degli uffici o dei reparti di innovazione e sviluppo, non per se stessi, per la propria azienda, ma per la socialità complessiva. Ha qualche numero con sé, vedo, no? Abbiamo delle slide. Sì, ci sono dei numeri. Intanto il numero dei diversi anni che vedete, anche durante la pandemia non è crollato. Cioè la voglia di rinascere durante la pandemia si vede chiaramente dalla serie annuale, che annualmente sono sempre dai 250 alle 300 candidature. E poi un altro dato interessante è che negli anni si è ridotta progressivamente la quota delle realtà del nord e si è passati da più di 60% di realtà posizionate nelle regioni del nord, adesso siamo intorno al 50% e speriamo che il sud cresca ancora. Ma non è un problema di quantità, è anche di peso specifico, perché in quasi tutti gli anni il sud ha avuto dei riconoscimenti molto belli proprio per l'originalità, per la genialità con cui sono capaci di affrontare la sfida, e anche quest'anno lo vedremo. E direi che questi sono i dati più importanti. Nella slide precedente si vedevano anche i settori di attività. Sì, i settori di attività
Provate a guardarli, perché quello prevalente, diciamo, sono i servizi sociosanitari, eccetera, ma anche tutti gli altri settori d'attività hanno a che fare con l'aiuto non alle persone, l'aiuto con le persone. E quindi c'è anche la parte della tutela dei diritti. Ecco, gran parte di queste attività sono legate proprio alla cura delle persone. E anche questo è molto bello, perché nel nostro paese c'è un'idea in qualche modo antiquata della cura delle persone, basata sul titolo assistenza e beneficenza pubblica, che non ha più senso, e in passato aveva senso, mentre queste esperienze mostrano come investire nell'aiutare ad aiutarsi, nella cura delle persone, nella valorizzazione delle capacità di ogni persona, anche le più deboli, anche quelle con ridotte autonomia, è utile per i destinatari, ma è altrettanto utile per quelli che offrono il loro aiuto con modalità sostenibili, intraprendenti e redditizi anche in chiave di valore economico. Ecco, prima abbiamo citato la giuria. Quali sono i criteri precisi sui quali voi fondate le vostre scelte? Allora, il primo criterio è se sono scelte inedite. Nessuno ci aveva pensato. Questo vuol dire innovazione, vuol dire creatività, vuol dire anche genialità. E lo vedremo nella cinquina di quest'anno cosa hanno saputo fare. E il secondo criterio è i risultati economici, e questo la giuria lo vede dai bilanci. Ovviamente sono risultati economici che vanno ponderati con l'età della iniziativa. Chi ha più anni alle spalle ha anche bilanci impegnativi. Chi è più giovane invece promette bene e ha bilanci che però sono, in termini di costo-risultato, come diceva il professor Muraro prima, promettenti, interessanti. E poi la cosa più difficile, cioè i risultati sociali, che non vuol dire risultati per i fruitori dei prodotti, servizi dei candidati, ma sono risultati lavorativi per persone e di inclusione sociale, per persone sociali, per persone che non avrebbero speranza di lavorare, speranza di avere una dignità dopo essere state in carcere o mentre sono in carcere, che hanno delle disabilità, che hanno degli svantaggi, che però non sono uno svantaggio nel momento in cui chi ti accoglie e ti valorizza ti fa realizzare anche quella che è una tua dignità e una tua autonomia personale ed economica. Faccio un'ultima domanda, poi la lascio libera, professor Vecchiato. Cos'è che vi ha sorpreso di più quest'anno? Perché chiaramente la giuria dovete lavorare insieme, magari uno è attratto da qualcosa, uno da un altro, però ci sarà stato un progetto. Naturalmente non anticipiamo nulla, teniamo i finalisti sulle braccia. Volevo sapere, e sono arrivati anche quelli da Napoli? Lo chiedo, sono arrivati, bene, eccoli là, benvenuti. Bene. Allora, ci hanno sorpreso almeno, il tempo è poco, due aspetti. Il primo aspetto è la capacità di documentare i risultati. Cioè, in un mondo tutto social, in cui sembra che tutto sia bello, tutto colorato, sfavillante, basta che lo descrivi bene, ok, fammi vedere i risultati. E questo non è facile. E quest'anno abbiamo visto nella documentazione sottoposta alla giuria che i candidati in qualche modo hanno fatto un trekking e si sono resi più capaci Carta canta, come si diceva una volta. Esatto. Ecco, questo è un punto. L'altro punto è quello che ho un po' anticipato prima, cioè anche i cosiddetti svantaggiati, perché molte realtà di volontariato partecipano al premio, svantaggiati in partenza per ragioni di bilancio, quest'anno ci hanno sorpreso con idee originali e con capacità di trasformarle in valore sociale ed economico. Faccio un esempio
di alcuni anni fa, che quindi non riguarda le candidature del premio di quest'anno. Gli avvocati di strada, che sono dei volontari, che valore economico producono? Però se uno rapporta il beneficio sociale che rendono possibile, grazie al loro impegno volontario, la riduzione delle conflittualità inutili o evitabili, ecco, questo ha una ricaduta anche economica importante per la socialità che caratterizza questo impegno degli avvocati di strada. Grazie. Grazie allora al professor Tiziano Vecchiato, presidente della Fondazione Zancan. Grazie. Lasci pure il microfono lì. E allora, dopo aver sentito questa accurata analisi, abbiamo un momento atteso del premio, e cioè capire che cosa succede nel terzo settore, dove sta andando. Per rispondere a questa domanda invito ad accomodarsi in questo salottino il professor Gilberto Muraro, naturalmente, con Vanessa Pallucchi, portavoce del Forum del Terzo Settore, e Chiara Tommasini, che invece è la presidente del Centro Servizi Volontariato. Prego, disponetevi. Bene, l'occasione di questo intermezzo nel premio è legata naturalmente al privilegio di avere qui presenti i rappresentanti del terzo settore e quindi poter sentire dalla viva voce di chi sta al fronte come sta muovendosi questo componente essenziale dell'economia e della socialità italiana. Per prepararmi al compito, non sfigurare troppo, mi sono dato da fare per vedere cosa c'è di già conosciuto sul segmento che stiamo esaminando e ho tirato fuori queste slide. Abbiamo la prima fonte, la fonte Istat, che dà questa idea. Allora, sono gli enti non profit 360.000 con quasi 1 milione di dipendenti. E vedete nella prima parte degli istogrammi le istituzioni non profit stanno un po' diminuendo nell'ultimo periodo. Questa è una rilevazione ormai datata perché è di fine 2022, l'Istat fa rilevazioni triennali, però ha il vantaggio di essere, sia pure con la tecnica della campionatura, esaustivo a livello di universo del terzo settore e quindi li prendiamo per dati molto interessanti. Ci mostrano appunto una dinamica crescente nella prima parte, un po' decrescente nella seconda parte per quanto riguarda il numero delle istituzioni, mentre invece è sempre crescente, anche se in termini moderati, il numero dei dipendenti. Quindi potrebbe essere anche un'interpretazione rassicurante di dire diminuisce il numero degli istituti perché diventano maggiori come dimensione, però l'attività del terzo settore nell'economia italiana diventa sempre più incisiva e vasta. Vediamo nella seconda slide la ripartizione regionale di questi due dati, le istituzioni presenti e i dipendenti ad esse connessi, e vedete il massimo si ha sia per le istituzioni che per i dipendenti per la provincia di Trento, che ha una lunga tradizione di solidarismo sociale. Il minimo si trova in Campania per quanto riguarda le istituzioni, per quanto riguarda la Calabria e in Calabria per quanto riguarda il numero dei dipendenti. Da questo punto di vista il commento facile è déjà vu, insomma, la solita dicotomia nord-sud che si ripropone. Però, e lo vedremo meglio tra un attimo, c'è un po' di diversità in questa articolazione territoriale del terzo settore rispetto a quella dell'articolazione territoriale dell'attività economica, perché mentre in genere si va in giù, dal nord al sud, qui c'è il centro che è molto forte e questa è una realtà su cui meditare. Vedremo più avanti che l'eterogeneità che c'è a livello regionale c'è anche all'interno subregionale tra province e questo porta a meditare sul fatto che siamo di fronte a una realtà che mantiene i connotati tradizionali, dove c'è più attività, c'è anche più volontariato. Sarebbe bello che fosse l'inverso perché avremo più bisogno di una presenza del terzo settore laddove è carente l'economia ufficiale, diremo, però le statistiche ci dicono questo in Italia e all'estero, dove c'è più attività c'è anche più attività collaterale da parte del terzo settore. Comunque all'interno di questa griglia di lettura tradizionale, ripeto, c'è un'eterogeneità tipica del terzo settore che invita a meditare sul fatto che i fattori storici qui pesano molto e che comunque c'è spazio per recuperare sia all'interno della propria regione sia nel confronto nazionale.
Passiamo ai dati del RUNTS. Il RUNTS è il registro unico nazionale instaurato nel 2017 con il codice del terzo settore. Ha impiegato un po' di anni per andare a regime, ma adesso ci siamo, e propone questa articolazione degli enti iscritti al RUNTS, come quindi segmentazioni del fenomeno terzo settore, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, che sono le organizzazioni, diremo, più soft, ecco, meno impegnative. Poi abbiamo gli enti filantropici, in particolare le fondazioni, le imprese sociali, che già cominciano invece ad avere una struttura complessa e anche fatturati non irrilevanti, le società di mutuo soccorso, le reti associative e altri enti del terzo settore. Però, come vediamo tra un attimo, in realtà il fenomeno si concentra a livello di presenze massicce di enti nelle tre categorie: associazioni di promozione sociale, quasi la metà, organizzazioni di volontariato, oltre un quarto del totale, e le imprese sociali, che sono il 17%. Su questo quindi abbiamo essenzialmente la concentrazione della presenza del terzo settore in Italia. Anche qui serve il dato rapportato alla popolazione, quindi come ci dice quest'altra slide, no, questa è la distribuzione regionale degli ETS, e naturalmente mostra la supremazia della Lombardia per il fatto stesso che è un territorio ampio, e quindi da questo punto di vista è una articolazione che è utile tenere presente per eventuali interventi territoriali, ma che poco ci dice sulla presenza nella società locale degli enti del terzo settore. Più interessante è quest'altra slide, che invece rapporta gli enti alla popolazione, e quindi vi invito a guardare questa ultima colonna, enti per 100.000 abitanti. Allora, gli enti sono molto eterogenei, quindi non è una, come dire, classifica che sia esaustiva di tutto quello che è il fenomeno, però è indicativa. È indicativa perché abbiamo visto che c'è abbastanza forte la correlazione tra numero di enti, numero di dipendenti, numero di volontari, quindi in qualche maniera la tipologia si lega anche alla quantità. Va bene, allora, avendo questi dati a disposizione, vediamo di interpretarli, e cosa vedete? Che c'è il Trentino Alto Adige in testa, ma poi avete l'Umbria, il Molise, la Basilicata, la Toscana, quindi c'è appunto questa eterogeneità rispetto ai dati sulla economia ufficiale, sull'economia di mercato che segnalavo prima e che qui trova puntuale verifica. Per cui a livello di grandi aggregati abbiamo il centro che sta sopra le altre aggregazioni, segue il nord-est con 248 enti ogni 100.000 abitanti e infine il nord-ovest 204.000. Va subito chiarito che il nord-ovest però ne ha di quelli più larghi e potenti, e quindi non è qui la fine della storia. Però, ripeto, questa segnalazione va fatta, c'è una peculiarità nella distribuzione territoriale degli ETS in Italia. Bene, mi pare che da questo punto di vista possiamo concludere guardando anche la distribuzione provinciale degli ETS, e qui non c'è bisogno di fare tante analisi, ma vi segnalo appunto che le zone a tinteggiatura più scura, che sono quelle dove è più diffuso il fenomeno del terzo settore, sono presenti appunto un po' dappertutto. Ci sono delle isole anche nel meridione e c'è comunque la grande presenza massiccia del centro. Andiamo avanti. Questo è quanto ci danno le statistiche ufficiali. Quali sono le conclusioni da trarre? Il primo è che buona parte del fenomeno è ancora al di fuori del RUNTS, quindi la grande realtà, se vedete l'Istat segnala 360.000 istituzioni, il RUNTS ne segnala 136.000, quindi gran parte del fenomeno, in particolare per quanto riguarda le forme più blande di organizzazione, quindi organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, sono ancora al di fuori. Le fonti statistiche sono indubbiamente da coordinare, sia pure con tutte le peculiarità e le difficoltà che il terzo settore presenta a essere registrato e classificato. Bisogna fare qualche passo avanti per rendere i dati più esplicativi. La disparità territoriale, il terzo commento, sottolineo per l'ultima volta la presenza importante di enti del terzo settore nel centro Italia, e la dimensione degli enti che, a giudicare dal numero di dipendenti, la dimensione è maggiore al nord ma in leggera crescita ovunque. Ecco, queste sono le conclusioni, indubbiamente interessanti ma indubbiamente
non esaustive, insoddisfacenti per capire tutta la profondità del fenomeno. Ecco perché abbiamo la fortuna di integrare queste informazioni carenti che vengono dai dati ufficiali con quelle che sono le esperienze sul campo. E quindi apro la tavola rotonda interrogo per prima Chiara Tomasini, Presidente del CSVNet, che è appunto l'ente, la rete nazionale dei centri di servizi del volontariato. Ecco, di commentare un po' questi dati per quanto di sua conoscenza. Questo terzo settore che viene qui dipinto, in particolare le chiedo per l'ODV, l'APS, che rappresentano il grosso del terzo settore, ma che naturalmente può essere esteso anche alle imprese sociali, secondo la sua esperienza. Allora, ripeto, in base a quello che conosce dall'attività diretta sul fronte, com'è questo terzo settore? È preoccupante? È rassicurante? È una dinamica positiva? Ci sono trasformazioni in atto da segnalare? Prego. Beh, intanto grazie per l'invito. È già da un po' di anni che come CSVNet e come Forum del Terzo Settore siamo presenti all'interno della giuria del premio e come patrocinatori del premio stesso, segno anche di una fondazione che è molto ma molto attenta a un tema particolare anche nell'andare a scoprire all'interno del mondo del terzo settore degli enti che si particolarmente distinguono per quello che fanno, ma soprattutto si distinguono per le idee innovative che hanno avuto. Quindi è un grazie per l'invito e per darci sempre la possibilità di una collaborazione a cui ci teniamo molto. Ma diciamo che con il RUNTS è stata fatta una grandissima operazione culturale. È un processo più che un bilancio in questo momento che si può tirare, nel senso che noi siamo in un momento in cui è praticamente chiusa la fase di trasmigrazione e di prima applicazione del registro unico nazionale del terzo settore. Credo ormai manchi veramente pochissimo, forse manca un unico decreto sui controlli, e poi dal punto di vista della struttura formale della riforma ci siamo. Però vediamo già all'interno del percorso fatto possiamo tirare alcune conclusioni, no? Che danno un po' l'idea anche del percorso dell'impegno che ci hanno messo, specialmente tutte quelle realtà del terzo settore che sono di piccola, di media dimensione e che hanno la forma di tipo associativo, quindi le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, cioè tutte quelle realtà che avevano dei registri regionali e che nella stragrande maggioranza dei casi sono trasmigrate, ma anche come per le associazioni di promozione sociale si sono iscritte. Ad oggi, se uno raffronta i dati pre-RUNTS ai dati post-RUNTS ad oggi, noi abbiamo una crescita esponenziale delle associazioni di promozione sociale. Abbiamo circa 63.000 APS ad oggi e 38.500 organizzazioni di volontariato che hanno, le APS hanno sorpassato alla grande il numero delle ODV. Non era così fino a pochi anni fa. Quindi una grande crescita dell'associazionismo di promozione sociale, una piccola diminuzione, il meno 3,2% di organizzazioni di volontariato, ma sono numeri che, se uno li guarda da fuori, parlano molto di una presenza capillare su tutto il territorio nazionale. E se poi andiamo anche ad analizzare le ricerche che vengono fatte, le analisi che Istat piuttosto che Unioncamere fa, vede che proprio il dimensionamento degli enti di tipo associativo è molto ristretto, cioè hanno un numero di
persone che operano all'interno di questi enti, che sono veramente, veramente di piccola, a volte anche piccolissima dimensione. Ma dal nostro osservatorio che cosa vediamo? Noi vediamo un sistema, un mondo dell'associazionismo che è stato accompagnato in una transizione che è stata prima di tutto culturale, perché non è stato semplicemente un'operazione di trasmigrazione da un registro all'altro e quindi il cambiare lo statuto piuttosto che avere lo SPID e aiutare i presidenti a fare la pratica, ma è stata tutta una operazione di riflessione interna fatta all'interno delle associazioni, che non si sono solo sedute attorno a un tavolo nell'andare a rivedere che cos'era il loro statuto, alcune avevano lo statuto che magari aveva decenni, ma hanno fatto proprio un profondo ripensamento sul senso del loro essere e del loro agire, quindi una profondissima operazione di tipo di tipo culturale proprio, fatta all'interno del mondo del volontariato stesso, che l'ha anche messo a dura prova, nel senso che non sono passati tutti indenni da questa operazione, e quindi la fatica si sente tantissimo, si sono caricate parecchio sulle spalle dei volontari tutta una serie di incombenze burocratiche che però erano anche necessarie per poter garantire la trasparenza, la messa anche in sicurezza delle procedure di riconoscimento, perché entrare all'interno del registro unico dà la possibilità a tutte quelle realtà associative di esistere per lo Stato, piuttosto che di poter accedere a fondi pubblici, il 5 per 1000, poter accedere ad istituti come la coprogrammazione e la coprogettazione, quindi far parte di tutto un sistema anche di benefici di tipo fiscale che non sono chiaramente ottenibili in maniera diversa. E quindi hanno dovuto anche acquisire all'interno del mondo del volontariato delle competenze, delle skill che prima magari i volontari non avevano e che possono anche spendersi al di fuori della loro attività di volontariato. E c'è stata una grandissima opera di accompagnamento da parte dei centri di servizio per il volontariato, ma non solo di loro, anche grazie soprattutto alle reti associative, che sono una delle grandi novità all'interno della riforma, con una sezione del registro che le comprende, che hanno accompagnato i loro affiliati. Quindi c'è stato tutto un movimento di tutto il sistema dentro e fuori il mondo del terzo settore per accompagnare proprio gli enti al RUNS, che poi dà appunto i dati che vediamo oggi, con delle sorprese, no? Abbiamo visto i dati del centro che sono un po' diversi, ce li aspetteremo un po' diversi rispetto ai dati di altri settori economici. Assolutamente sì. C'è anche un altro tema, altre riflessioni che si stanno facendo piuttosto che altri dati che si stanno analizzando, ed è un settore che non è molto, molto semplice nell'andare ad analizzare, perché noi stiamo parlando nella stragrande maggioranza dei casi di un capitale umano che è un capitale umano volontario, e io lo dico sempre, non è scontato avere volontari che mettono a disposizione il loro tempo, e il tempo non è una risorsa infinita, e quindi va trattato con la giusta cura anche nella rilevazione. Vediamo molto spesso delle analisi che vengono fatte sulla base del numero dei volontari, che non sempre corrispondono a delle misurazioni, diciamo così, rigorosamente come magari da protocollo scientifico si vorrebbe, perché magari ci sono dei volontari che fanno attività di volontariato in tanti enti diversi e quindi magari rientrano all'interno dei registri dei volontari di tanti enti. Ecco, magari lì uno vede nel RUNS, magari conta 7 volontari, in realtà è uno solo perché fa parte di 7 associazioni diverse. Quindi ci sono delle chiavi di lettura che a volte devono ancora essere abbastanza affinate.
Quindi c'è un'opera di pulizia da fare anche nel RUNTS. Ma non solo un'opera di pulizia. Però, se ho ben capito, il tuo giudizio è nettamente positivo. Il RUNTS ha creato un filtro che ha lasciato fuori anche molte associazioni. Sì. E quindi vediamo la differenza fra il dato Istat che parla di 360.000 istituzioni con il dato RUNTS che non arriva a 140.000, però questa opera di pulizia è stata effettivamente opportuna perché ha rafforzato tutto sommato il sistema del volontariato. C'è una cosa da dire, professore, sì, che ci sono alcune realtà che non potranno mai entrare nel RUNTS perché sono fuori dal perimetro, mentre per Istat sono istituzioni no profit, quindi i due insiemi non sono coincidenti, non andranno a coincidere. La seconda e ultima domanda su questo tema riguarda l'efficienza in questo mondo affascinante, pieno di passione del volontariato. Noi ci siamo dati anche nell'introduzione questo slogan di fare le cose buone e farle bene, ecco, perché il mito dell'efficienza va inculcato anche nel terzo settore. Da questo punto di vista voglio esplicitare e sottolineare l'attività del CSV-Net che ha creato dei servizi su scala nazionale sfruttando le economie di scala, e questo dovrebbe aiutare anche l'attività in periferia. Viene utilizzato in maniera adeguata questo insieme di servizi che a livello nazionale avete approntato? Che bella domanda. Fare attività con un numero di associazioni così importante, perché comunque sono dei numeri importanti, non è facile, non è semplice, bisogna trovare il giusto metodo e i giusti canali per arrivare a raggiungere le associazioni e dare loro i servizi e gli accompagnamenti di cui effettivamente necessitano, mettendo in campo anche, oltre ai servizi più tradizionali, anche tutta una serie di progettualità integrate tra loro, che mettono insieme sia i servizi fatti in presenza con attività fatta molto, molto online, e in questo caso le piattaforme digitali ci stanno venendo moltissimo in aiuto. Poi ogni centro di servizio funziona per il volontariato del proprio territorio, ma appunto con il sistema di tutti i centri di servizio che anche tra loro sono collegati in rete, ci è stata anche data la possibilità di fare in modo di gestire i servizi in maniera più integrata tra loro, per fare in modo che specialmente i centri di servizio per il volontariato più piccoli, che fanno appunto riferimento a delle regioni magari con una dimensione più ridotta, oppure a delle province con dimensioni ridotte, di poter essere in rete con altri, e quindi dare la possibilità anche al volontariato di quei territori di accedere a dei servizi erogati da altri, che però hanno aperto le porte appunto ad associazioni di territori non loro. Non è sempre facile, perché comunque non c'è solo un problema di dimensionamento anche dei servizi che vengono offerti, ma anche un tema di conoscenza stessa delle organizzazioni per quanto riguarda la capacità poi di accedere ai servizi che i centri di servizio fanno. Quindi anche una buona dose di comunicazione, passiamoci il termine, di marketing all'interno del mondo dei social, piuttosto che abbiamo cercato una forte mano da parte del volontariato dei giovani che con alcune associazioni ci stanno appunto aiutando nell'andare a raggiungere anche tutte quelle realtà che magari da soli non riusciamo a venire in contatto, però che con i giusti canali ci possono arrivare a veicolarli per il nostro tramite, cambiando anche modalità di farli i servizi, cercando appunto di arrivare laddove c'è necessità, però con la giusta metodologia. Mi pare di riassumere quanto ci hai detto sottolineando la peculiarità del terzo settore, è fatto in particolare del volontariato. Il volontariato è un mondo affascinante ma anche molto delicato, ci si aggrega attorno a una causa, a un luogo, a un sito, a una persona,
e quindi non si può entrare come un elefante nella cristalleria, nel negozio di cristalli, predicando la regola economica delle economie di scala, dell'aggregazione, eccetera. Quindi ho provato di persona che è un mondo molto delicato, ma proprio per questo insomma, è anche affascinante. Quindi le energie ci sono, si tratta con buona volontà di incanalarle in maniera da coniugare, e ripeto ancora il nostro mantra, l'efficacia con l'efficienza della propria azione. Passiamo a Vanessa Pallucchi, che è portavoce del Forum del Terzo Settore, anch'essa organizzazione che riguarda l'intero mondo del non profit, ma che però è associato un po' nella visione generale, in particolare al segmento alto, no? Il tema delle imprese sociali. E quindi magari su questo chiedo qualche chiarimento rispetto ai dati che sono molto poveri da questo riguardo. Le imprese sociali mi pare si stiano rafforzando, stiano anche aumentando la dimensione media, che è sempre un segno appunto di crescita anche organizzativa, oltre che dimensionale. Dall'altro lato vediamo anche, è una parentesi che voglio aprire, nel mondo del profit stanno anche moltiplicandosi le presenze delle società benefit, delle società di impatto. Qualcuno ha tirato fuori il modello delle K Corporation. Insomma, c'è un tentativo da parte dell'economia ufficiale, dell'economia di mercato, di incorporare obiettivi non di solo profitto, ma che riguardano appunto l'utilità sociale. Sembra quasi una manovra a tenaglia molto promettente, dalla crescita delle imprese sociali nel terzo settore all'avvicinamento agli ideali del terzo settore da parte dell'economia di mercato. È una rivoluzione in atto o è un fuoco di paglia? L'economia sociale, come la vedi? Sta progredendo? Rimane uno slogan? C'è un piano europeo? Ha qualcosa di realistico e di concreto anche nel nostro Paese? Mi pare una tematica molto vasta su cui ci puoi illuminare. Grazie Presidente, una domanda molto articolata. In premessa dico che come forum siamo molto orgogliosi e contenti di essere qui, orgogliosi perché questo premio Angelo Ferro ci aiuta a raccontare l'eccezionalità di quanto viene fatto nel mondo del terzo settore per quanto riguarda la capacità di rispondere in maniera innovativa e a volte anche spiazzante a problemi che troviamo molto spesso cristallizzati. Quindi è un premio nel quale anche come forum crediamo molto e ci aiuta proprio a narrare questo mondo in evoluzione proprio dell'economia sociale, perché molto spesso il terzo settore stesso, la parola terzo settore devi spiegare che significa. Allora un premio come questo ci aiuta a spiegare che è il terzo settore, no? Attraverso i suoi indicatori. Però non voglio eludere la domanda che mi hai fatto, Presidente, perché vedendo i dati che ci sono stati illustrati, lì ci sono molte transizioni. Sembra diciamo, molto prudente dire che ancora è presto, però in realtà ancora è presto perché voi considerate che noi soltanto da pochi mesi abbiamo avuto l'approvazione ufficiale di quella che è la norma fiscale del codice del terzo settore, e che quello voi immaginate andrà a orientare le 22.000 Onlus che non avevano ancora fatto una scelta. Allora, che vediamo in queste transizioni? La prima cosa che vediamo è che sicuramente c'è una crescita delle APS e molto spesso alcune ODV decidono di diventare APS proprio perché magari si sentono che quella forma è tagliata più addosso alle attività che loro intendono fare. Così vediamo come anche un passaggio significativo dalle APS all'impresa sociale, ma quello che dobbiamo anche dire è che si vedono, grazie al codice del terzo settore, il costituirsi di nuove realtà di terzo settore che prima non esistevano. Anche questo è un indicatore che va osservato abbastanza attentamente. La domanda poi, le Onlus che scelta faranno? Probabilmente molte saranno indirizzate per la tipologia di attività che fanno, immaginiamo a tutto il mondo dell'assistenza, le Onlus, no? Che si occupano per esempio di centri di accoglienza, di accudimento per RSA e quant'altro. Probabilmente sarà l'impresa sociale l'abito più adatto per declinare le attività che fanno questo tipo di realtà. E lì la cosa importante però è anche leggere un po' il terzo settore nella sua unitarietà
In che senso? Nel senso che tutti attraverso il codice del terzo settore, che deve essere la messa a terra della riforma inclusiva, e su questo ci stiamo molto sforzando anche insieme con CSV-Net, cioè per rendere anche nei dialoghi con il Ministero aperti più tavoli dove ci siano semplificazioni, dove ci sia la formazione verso gli enti di terzo settore per far loro comprendere che cosa significa questo passo, perché anche è vero che è un aggravio burocratico, ma è anche un profilarsi molto più puntuale e da un punto di vista narrativo e di trasparenza molto più accessibile, perché oggi se noi vogliamo andare a capire come fare una donazione a un ente di terzo settore, il RUNS ci racconta tutto, le sue attività, il suo bilancio, come vengono gestiti, i suoi organismi, e non dimentichiamo che gli enti di terzo settore assicurano ovviamente la dimensione che si lavora per una dimensione no profit, ci assicurano un processo di democraticità dentro le loro organizzazioni, e questo non è cosa da poco in un momento in cui la cittadinanza è fortemente in crisi. Percorrere processi di cittadinanza dentro a queste realtà significa anche rimparare a stare insieme dentro a un processo democratico. E poi c'è anche la grande innovazione che è poter partecipare a tavoli di amministrazione condivisa, ma anche il fatto di poter valutare l'impatto reale. Perché? Perché il terzo settore, se viene valutato con le metriche del profit, ovviamente è sempre debole. Se i punti di ricaduta, e qui arriviamo alla domanda sull'economia sociale, è quanto benessere genera per le persone e le comunità, cambia, diciamo, il punto di vista. E anche su questo dobbiamo essere coraggiosi, e qui arrivo alle imprese benefit o piuttosto al mondo profit che guarda con interesse questo. Perché guardano in interesse questo? Perché non c'è economia che è sana se non c'è uno scopo. E oggi lo scenario dell'Agenda 2030 ha offerto a tantissime realtà il lavorare per questo scopo, no? Cioè il poter lavorare anche in ambito profit, ma con una sensibilità, un'attenzione a quelle che abbiamo visto che sono le sfide comuni: l'ambiente, le disuguaglianze, il bisogno sociale. Non a caso prima il presidente della Fondazione Zancan, quando ci ha fatto vedere le slide, il comparto sociosanitario è quello che richiede più intervento da parte del terzo settore, che ovviamente, diciamo, nell'ottica dell'economia sociale, che è un po' un'evoluzione anche che vede l'Europa interessarsi sempre di più a come dare risposte a bisogni crescenti in campo sociale in quello che è il continente che sul welfare ha definito la propria identità. Percorso sull'economia sociale, che c'è un piano europeo dell'economia sociale, dove adesso anche l'Italia entro la fine del 2025 dovrà costruire, lo stiamo facendo dentro tavoli di lavoro, un piano italiano per l'economia sociale. Ovviamente l'Italia in questo non è un paese indifferente. L'Italia è il paese dove nasce la cooperazione, dove nasce l'associazionismo, le mutue, le università e gli ospedali. È il paese che come identità, la spinta sociale dal basso è quella che tiene insieme le comunità. È sempre stato così storicamente, e quindi in questo, nell'economia sociale, noi potremmo avere un'importante chance, se non che questo nuovo mandato europeo vede anche un po' decostruire questo diciamo, struttura, direzione che si occupava dell'economia sociale, dove è un peccato perché un paese come la Spagna, che ci ha creduto fortemente, tanto da farne un ministero per l'economia sociale, ci sta lavorando, e oggi la Spagna ha risultati anche economici molto interessanti, non dimenticandoci, a proposito della slide sull'intensità degli enti di terzo settore all'interno dei territori, l'Italia centrale è l'Italia anche minore, per cui magari ci sono meno persone,
ma per quei territori la tenuta è proprio sul capitale sociale, e quindi tanto piccolo associazionismo, se poi andassimo a vedere il dato magari sono veramente tante piccole associazioni. Quindi insomma c'è un po' un lavoro da fare, l'economia sociale è un'opportunità, bisogna crederci, ma c'è sempre come dire, il manico politico che ci deve portare a crederci. Come cambiano le regole che riguardano il terzo settore, dalla fiscalità fino a normative specifiche rispetto appunto a liberare l'energia che questo settore può liberare per la coesione del Paese e per il benessere. Grazie, mi pare che abbiamo stimoli importanti di riflessione. Sto pensando di organizzare un convegno perché questi temi che abbiamo appena sentito, la transizione del terzo settore da una situazione di assoluta individualità a una situazione irregimentata, a fin di bene nel RUNTS da un lato, e poi questi movimenti verso l'economia sociale a livello ufficiale ma anche a livello di base, insomma, mi pare che vadano esplorati con il tempo che è necessario. Qui adesso invece sono costretto a chiudere ringraziando di queste testimonianze e augurando di ritrovarci appunto a meditare su queste possibilità. Vorrei chiudere sentendo la dottoressa Pallucchi che parlava appunto di queste energie dal basso, che De Bortoli ha scritto un bel libro che si intitola Così ci salveremo, dove mette al centro appunto della rinascita italiana e della resilienza italiana proprio questa forza del volontariato, rispetto al quale non siamo migliori di altri, ma non siamo neanche secondi di altri. Quindi abbiamo veramente delle chance, un grande capitale da sfruttare. Cerchiamo tutti di trovare la soluzione per sfruttarla. Il premio dà un piccolo aiuto in questo senso. Grazie ancora. Grazie a lei. Grazie. Grazie al professor Muraro, a Vanessa Pallucchi, a Chiara Tommasini, che ha ricordato che la Spagna, insomma, a proposito di manico politico, ha deciso di metterci un ministero. Beh, siamo alle 5 esperienze finaliste, insomma, li abbiamo lasciati cucinare per un'ora, i nostri 5 finalisti che sono arrivati dal centro e dal sud, e però adesso vediamo la giuria chi ha selezionato, che tipo di attività. Li chiamiamo in ordine alfabetico perché ovviamente poi li facciamo cucinare un altro po' prima di sapere chi ha vinto. Certamente questo premio è un osservatorio nazionale. Allora vi chiamerò uno alla volta. Cominciamo da Anaco, APS. Prego, il presidente Valerio Vinaccia. Loro sono di Lesignano, Parma. Andiamo al centro perché così dico 2 cose e poi il resto le racconterà il presidente. Prima Tommasini diceva non nasce niente se non c'è uno scopo. Beh, loro sono nati nel febbraio del 22 perché lo scopo c'era, quella cosa che accendendo la TV ha sconvolto tutti. Ma come, c'è una guerra? Si sparano? Si ammazzano? Cioè, io ho detto ai miei figli, ma va bene la pandemia, ma anche la guerra mi sembrava proprio una cosa che non esistesse. L'associazione, fondata da architetti, designer e comunicatori di vari paesi, usa il design come strumento di solidarietà, innovazione e sostenibilità, partendo dalle esigenze delle ONG e in collaborazione con oltre 500 studenti di design di 6 università internazionali e di studi professionali, sviluppa e condivide soluzioni destinate ai profughi e alle comunità in guerra. Adesso ce le spiegheranno. Offre così un aiuto immediato e grazie a conoscenze e competenze trasforma il design in un potente strumento di cambiamento sociale, ma non soltanto la guerra. Prego, Presidente. Buonasera. Allora, prima cosa i ringraziamenti di rito. Volevo ringraziare le diverse fondazioni che ci hanno permesso di essere qui in questo momento e a tutti voi per sopportarci ancora un po' mentre raccontiamo la nostra esperienza. Allora, il nostro è un po' un progetto, io lo chiamo progetto perché sono un architetto, sono un designer in realtà. Compasso d'oro, credo anche. Sì, ho vinto anche Compasso d'oro, sì. Ecco. Non per questo progetto, però per un altro progetto certo, sociale sempre. Precedente. Allora, è strano che uno studio di architettura e design si metta a lavorare nel campo del sociale. Era il 24 febbraio del 2022 e eravamo in studio, accendo la televisione e vedo le scene della Russia che invade l'Ucraina e vedo questa foto e ci guardiamo in faccia io con il gruppo di lavoro del mio studio e ci diciamo ma uno studio di design può in qualche modo aiutare, perché
normalmente noi progettiamo cose e ci siamo detti sì, possiamo provarci. Seconda domanda che ci siamo fatti, ma quel bambino dovrà pur dormire da qualche parte? E avevamo migliaia di mamme con bambini che scappavano, perché se voi ricordate gli uomini non potevano andare via dalle zone di guerra perché erano obbligati a fino ai combattere. 60 anni, certo. Invece mamme e bambini scappavano. Allora cosa abbiamo pensato? Visto che un designer può progettare quasi qualunque cosa, come si suol dire, anticamente si diceva sempre dallo spillo all'aereo, abbiamo progettato una culla d'emergenza, che è quella che vedete. È realizzata in cartone plastificato, con delle cinghie per appenderla, perché pensavamo che il pavimento dove avrebbe dormito questa famiglia probabilmente era fatto di macerie, di fango, per cui dovevamo tenerla sollevata. Abbiamo fatto i prototipi e ci siamo scontrati in quel momento con il fattore economico, che non è facile. Abbiamo fatto una raccolta fondi grazie alla Fondazione Munus, che è una fondazione di Parma, che ci ha aiutato. E dal 22 febbraio del 22 a luglio di quell'anno stesso partivano i primi 1000 culle per l'Ucraina. Ne abbiamo fatte 1000. Ogni culla aveva un materassino, 2 pacchi di pannolini, tutto il kit necessario per la sopravvivenza di una mamma. La cosa ha funzionato molto bene. A quel punto ci siamo guardati in faccia, io con i miei colleghi, e ci siamo detti ma non possiamo lasciar morire quest'idea che funziona molto bene. E allora abbiamo fondato Anaco. Sarebbe stato meglio farla morire, nel senso che se la guerra finiva... Sì, che lasciamo stare. Peraltro queste culle poi ce l'hanno chieste in altri posti, sono andate in Siria, in Turchia, certo, in Perù. Allora abbiamo fondato Anaco. Anaco è una parola greca che vuol dire ascoltare. E ho chiamato a raccolta amici e collaboratori di mezzo mondo. Sono infatti i soci fondatori di Anaco vengono dalla Spagna, dall'Argentina, dal Brasile, da tanti posti diversi, e abbiamo fondato Anaco. E lì sono successe 2 cose importanti. Primo, che siamo diventati un'associazione che ha una realtà, perché come studio di architettura non potevamo andare avanti a fare queste cose, dovevamo avere un'entità sociale e burocratica per poter realizzarle. Abbiamo imparato a lavorare con i volontari e cosa è successo? Che ci sono incominciate ad arrivare richieste dalle ONG. Io in passato ho lavorato con le Nazioni Unite per dei progetti di design applicato all'industria, con la UNIDO per essere più esatti, e mi hanno chiamato da 2 organizzazioni, la ActionAid e Terre des Hommes, che sono 2 delle più grandi ONG che esistono al mondo. Le succursali spagnole mi hanno chiamato perché io ho molti rapporti col Sud America. E hanno cominciato a dirci, che bello quel progetto che avete fatto, però adesso se ci aiutate noi vi diamo l'input e voi ci risolvete i problemi. Lì ci siamo resi conto che la cosa stava diventando grande, ci scappava uno studio con 6 persone che lavoravano e in più dovevamo anche lavorare come tutti noi per pagare le bollette, non potevamo risolvere i problemi del mondo, diciamola così. E lì abbiamo fatto il terzo salto, coinvolgere le università. Io insegno, non in maniera fissa, organizzo workshop con diverse università, soprattutto con la UAV, la sede di Vicenza, dove c'è la facoltà di design. Ho coinvolto la UAV e gli ho detto, ragazzi, se noi vi diamo l'input e io vi aiuto con le correzioni e l'assistenza, possiamo provare a sviluppare i progetti con gli studenti? Hanno detto di sì e lì è partito il primo progetto, che è stato questo. Il progetto si spiega da solo, questa è sempre stata una richiesta di ONG, ci dicevano, quando soccorriamo un ferito in terra, l'infermiere deve tenere la sacca di sangue in mano, perché non c'è come farlo. I ragazzi hanno progettato quell'oggetto che vedete lì rosso, e in cartone tranciato, costa 60 centesimi, è biodegradabile e risolve il problema con una pulizia di design fantastica. Questo l'hanno progettato dei ragazzi del primo anno della facoltà di design della UAV. Subito dopo un'altra ONG ci dice, Valerio, affondano 2 bebè al giorno nel Mediterraneo, perché sono 700 l'anno più o meno quelli che affogano, perché le mamme non hanno la possibilità di tenere in braccio un bambino in acqua e gli sfugge. Non esiste un salvagente adatto a questa situazione. Abbiamo progettato, questo è invece un progetto interno del mio studio, un salvagente con un marsupio molto alto dove può starci un bambino, in modo che sia sicuro che non possa scappare dalla mamma. Questo progetto è stato appena ingegnerizzato e va in produzione
in Italia da un'azienda che si chiama Velleria San Giorgio, che è un'azienda ligure storica molto brava in queste cose. Abbiamo fatto una raccolta fondi online e un'altra cosa che bisogna imparare quando si diventa un'associazione, una APS, imparare a chiedere i soldi, che non è facile, è molto difficile. E in questo momento contiamo a settembre di mandare i primi 500 salvagenti di questo tipo alle diverse ONG che operano nel Mediterraneo. Andiamo verso la conclusione. Queste sono le 6... Queste sono le 6 università che in questo momento stanno lavorando con noi. In questo momento ho 500 studenti che lavorano in base al nostro input. E io faccio le correzioni in persona quando sono in Italia o online. C'è la NABA di Milano, la DUAC di Santiago del Cile, la UAV di Vicenza, la Pontificia Universidad Javeriana di Bogotà, la Universidad Nacional de Córdoba in Argentina e la Universidad Jorge Tadeo Lozano di Bogotà. È un lavoro fatto di volontari, ovviamente, e noi ne abbiamo più di 500 di volontari, e sono studenti. Quello è il gruppo di lavoro che ha fatto il supporto per le sacche di sangue. Lavoriamo con manualità, con i volontari che lavorano, tagliano. Lì ci sono le signore che stanno tagliando le copertine che andavano nelle culle, ma abbiamo anche alta tecnologia, ossia stampanti 3D, computer, eccetera. Qui vedete una schermata con chi ci ha finanziato fino adesso e ci ha aiutato, che sono alcune fondazioni, alcune raccolte fondi, il CNA di Parma che è stato molto utile, e come vi raccontavo la parte più difficile è questa, riuscire a convincere le aziende a aiutarti. Una cosa molto importante da dire, che è un po' tecnico come dettaglio, è che tutti i progetti che realizziamo e portiamo a produzione, i disegni tecnici e le spiegazioni su come produrli sono online, liberamente scaricabili. Lì state vedendo il disegno tecnico con il quale si può fare la culla di cartone, in modo che chiunque nel mondo lo può scaricare. Per esempio questo progetto qua è stato scaricato da un'azienda peruana e lo stanno producendo adesso in Perù per i profughi venezuelani. Lavoriamo in questo momento i risultati reali, abbiamo 1000 culle spedite, 500 studenti coinvolti, 10 partner come aziende che partecipano, 6 università. Stiamo producendo i primi 300 giubbotti e abbiamo fatto 500 supporti blood balance. Lì vedete in quell'immagine il muletto che sta caricando le culle che vanno in Ucraina. Come dico qua, Anaco è un ponte tra ciò che è possibile e ciò che è necessario. Un gesto semplice ma radicale. Restituire l'umanità attraverso il design, che è una cosa, io penso, non comunissima, perché è un po' strana in un certo senso. Ci sono stato nei 5 minuti? No, però va bene così. Io dovrei fare una domanda. Sì, dimmi. Ma sarà un sì oppure un no? Dimmi. Si aspettava questa sera di essere selezionato? No, non te l'aspetti mai. Allora, è stata una bella sorpresa. Sì, esatto. Quindi comunque è un finalista e comunque c'è un premio. Grazie. Grazie, buonasera. Grazie a Valerio Vinaccia, grazie. Sì? Donatori di coccole, eccoli qua, sono i secondi in ordine alfabetico. Con noi c'è Nadia Sorrentino, presidente dei donatori di coccole, anche loro sono di Parma ma di Salsomaggiore. L'organizzazione, nata nel 2017, si occupa di attività legate al supporto di neonati ricoverati in neonatologia all'ospedale dei bambini di Parma e delle loro famiglie. Affiancandosi all'attività del personale sanitario, i volontari appositamente formati offrono coccole, conforto, vicinanza in situazioni di fragilità. Avete un gran gruppo di supporto. Di supporto. Avete la CLAC. Secondo le evidenze scientifiche, il contatto umano e l'affetto risultano fondamentali per lo sviluppo neurologico e affettivo. L'associazione promuove anche iniziative di sensibilizzazione, raccolta fondi, donazione di attrezzature. Esatto. Prego. Grazie mille. Intanto per noi, per la nostra realtà, per i nostri numeri, essere qui è già veramente un motivo di profonda gioia, di profondo orgoglio. Noi chi siamo? Noi siamo esattamente la denominazione che vedete, donatori di coccole. Il nostro progetto nasce da un'idea... di abbracciarla, no? Uno dice donatori di coccole, è spontaneo. Esatto. Il nostro progetto nasce da un'idea semplicissima, come è semplice la nostra denominazione, appunto, quella di portare calore umano dove la vita inizia, ma inizia nel silenzio delle macchine e nella fragilità. I nostri volontari operano ogni giorno nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale
in terapia intensiva neonatale dell'ospedale di Parma, accanto ai neonati prematuri o ricoverati con gravi patologie, spesso soli, comunque lontani dal contatto prolungato con i genitori e talvolta anche abbandonati. Come lo facciamo? Lo facciamo con attenzione, ovviamente, lo facciamo seguendo dei moduli di formazione molto rigidi, con rispetto dei protocolli medici e con la supervisione del personale sanitario. Noi non siamo medici, non siamo infermieri, anche se tra i nostri volontari c'è qualche infermiere o qualche ex infermiere. Noi siamo persone comuni, ognuno di noi ha il suo lavoro, sono i lavori più diversi, però noi amiamo definirci dei volontari speciali, nel senso il nostro non è un volontariato tradizionale, noi non portiamo cibo, non portiamo vestiti, noi portiamo braccia e portiamo tempo e lo facciamo. Qual è il nostro pensiero innovativo? Quello di porre al centro la relazione affettiva e farla diventare cura. Quindi quello di integrare il volontariato in un contesto sanitario ad alta complessità. Come giustamente aveva accennato, oggi gli studi clinici hanno dimostrato quali sono gli innumerevoli effetti del contatto fisico. Questi effetti sono alcuni immediati, altri invece hanno un riverbero nella crescita dell'individuo. Quindi c'è una valenza veramente molto forte. Fra gli effetti immediati c'è la riduzione dello stress, quindi la diminuzione del cortisolo, ma anche degli effetti sui parametri vitali, la stabilizzazione del battito cardiaco, la respirazione e soprattutto l'ossigenazione dei tessuti nei prematuri. Ma pare che il contatto fisico sviluppi tutta una serie di capacità relazionali che poi avranno un impatto notevole nella vita dell'individuo. Adesso io volevo farvi riflettere su una cosa. È vero che in terapia intensiva sono ricoverati spesso dei bambini che rimangono lì tanti mesi, soprattutto i prematuri. I genitori di questi bambini non possono essere presenti 24 ore su 24, quindi per loro è un aiuto enorme. Ma io vi voglio far riflettere soprattutto sui bambini rinunciati. I bambini rinunciati stanno in ospedale dei mesi prima che il tribunale trovi loro la famiglia affidataria. E per queste creature il contatto col volontario, la relazione affettiva col volontario è spesso la prima e l'unica forma di amore che ricevono in quei mesi. Quindi pensate che impatto fortissimo e quanto è importante un gesto che per noi è semplicissimo, quello di cullare, quello di appoggiare il bimbo sul petto, quello di allattarlo. Pensate quanto è importante per un bambino che tutto ciò non può averlo. Perché non ce l'ha e non ce l'ha per mesi. Noi abbiamo un sogno in questo momento, che è quello di diffondere il nostro modello anche in altri ospedali, creando delle linee guida condivise, facendo tesoro dell'esperienza che stiamo vivendo a Parma. In questo momento abbiamo in itinere la nascita di altre 3 sedi secondarie, 2 in Emilia, una in Lombardia. Ci è stato proprio richiesto dagli ospedali. Alcuni di questi progetti sono già in una fase abbastanza avanzata, quindi speriamo che almeno uno di questi veda la luce entro la fine dell'anno. Noi ci siamo chiesti qual è la nostra ricchezza. Noi non siamo un'azienda e non produciamo ricchezza nell'accezione più economica del termine, però ci piace dire che siamo un ponte. Qui è stato detto stasera, è stato detto tante volte, la parola ponte l'abbiamo sentita tante volte e noi ci piace definirci ponte tra le istituzioni e la società. Perché? Ultimamente abbiamo ricevuto una serie di riconoscimenti, è vero, abbiamo chiesto, è difficile chiedere, poco fa si diceva che è difficile imparare a chiedere, però siamo stati attenzionati da tante aziende del territorio di Parma, quindi abbiamo ricevuto tante donazioni e tante donazioni riceviamo anche dai genitori, ma anche dalla gente comune che semplicemente si innamora del nostro progetto. Con questi fondi noi acquistiamo dei presidi medici, a volte anche molto costosi, su indicazione chiaramente del reparto. Sono presidi che servono a rendere gli esami clinici meno invasivi, più delicati per i neonati e soprattutto supportano una diagnosi più rapida e precisa. Questo perché?
perché il volontariato è un certo tipo di volontariato, il nuovo tipo di volontariato che sta venendo avanti, spesso soddisfa dei bisogni che le aziende pubbliche o private non riescono a fare soprattutto in maniera rapida. A me piace sempre dire che il volontariato va a colmare quei vuoti che lasciano le istituzioni, ma lasciano non perché non vogliono o perché non ne hanno gli strumenti, ma semplicemente perché sono schiacciati da quella dicotomia tra forma e sostanza, nel dovere equilibrare forma e sostanza. Quindi io vi ringrazio perché con questo premio comunque avete dato voce a chi una voce ancora non ce l'ha, e vi lascio con una frase che è semplicissima ma che ha una potenza disarmante, perché a volte per cambiare il mondo basta tenere una mano piccolissima tra le nostre. Grazie a Nadia Sorrentino. Grazie a voi. Quindi felice di questa partecipazione e di essere qui. Una domanda, ci sono anche maschi che fanno Certo, le coccole? sì. Noi in questo momento siamo in 75 e tra i 75 abbiamo donne che vanno dai 18 anni fino ai 75 e abbiamo anche degli uomini. Sì, anzi, noi incentiviamo tantissimo la partecipazione degli uomini perché pare che i bambini, i neonati, piccolissimi, quando sono in braccio ad un uomo, tutti quei benefici che vi avevo elencato pare che siano amplificati. Cioè, ha un effetto calmante, quindi uomini non abbiate paura soprattutto di tenere tra le mani dei neonati perché non mordono, non fanno niente. Grazie a Nadia Sorrentino, abbiamo fatto un'altra scoperta. Terzo finalista, Fermenti Lattici, APS di Lecce. Antonietta Rosato è qui con noi, presidente. Buonasera. L'associazione dal 2009 si occupa di contrasto alla povertà educativa e di inclusione sociale a Lecce, perdiamola lì. Dal 2016 ha avviato nel carcere di Lecce un sistema di accoglienza per minori 0-17 in visita al proprio genitore detenuto. Qui dovremmo tornare a Papa Francesco. Offrendo quindi opportunità per stemperare l'attesa del colloquio, occasioni di incontro per le famiglie, sostegno alla genitorialità, attrezzando spazi a misura di bambini, biblioteca, ludoteca, aree verdi. Fuori dal carcere, Fermenti Lattici ha predisposto un programma di attività per le famiglie, sostegno alla genitorialità, allo studio, accompagnamento psicologico, partecipazione alle occasioni culturali e ricreative del territorio. Complimenti. Buonasera a tutti e a tutte e grazie intanto per questa opportunità. Quindi sì, siamo, per tornare al discorso di prima, un'associazione di promozione sociale iscritta a RUNS. Queste sono le nostre attività che attengono appunto questa creazione di un sistema di accoglienza per oltre 300 minori che ogni anno si recano in visita ai genitori detenuti nel carcere di Lecce. Le nostre attività col tempo poi si sono arricchite anche fuori dal carcere. Seguiamo questi minori fuori dal carcere con i genitori liberi attraverso una vera e propria presa in carico, quindi fornendo sostegno e servizi. Il nostro modello si basa sulla circuitazione tra istituzioni, quindi carcere, sistema dei servizi e associazione, laddove l'associazione, e torna di nuovo la parola ponte, fa da ponte, intercetta le necessità delle singole famiglie e propone un programma di intervento condividendole con le istituzioni, quindi con carcere e sistema dei servizi, per interventi integrati caso per caso, quindi a seconda delle necessità della famiglia. Quindi la nostra innovazione consiste da una parte appunto nell'aver creato questo sistema che consente ai bambini di essere accolti in carcere, di avere spazi rigenerati e coprogettati con loro a misura di bambino, di avere un'opportunità di prendere parte insieme a tutta la famiglia ad occasioni culturali e ricreative, assistere a uno spettacolo di teatro in carcere, al cinema, quindi avere un'offerta dedicata alle famiglie che vada al di là del calendario dei colloqui ordinari riservati alle famiglie. Per la presa in carico invece abbiamo trasformato, con un'esperienza di cui parleremo fra poco, le prassi che riguardano i bambini minori che vivono in carcere con la madre.
da 0 a 3 anni, quindi cambiando non solo diciamo, la permanenza dei minori in carcere, ma anche il momento dell'allontanamento dalla madre, il percorso di affido alla nuova famiglia. Queste sono un po' di foto che documentano il nostro lavoro. Questa era la vecchia sala d'attesa dove è nata una biblioteca per bambini coprogettata con loro, gli spazi verdi attrezzati per incontri anche all'aperto in carcere. Possono nascere anche collaborazioni con Anaco qui, Sì. perché e con le coccole, chissà. Certo. Prego. Laboratori per tutta la famiglia, facciamo anche la pet therapy, c'è Frida, questo cane che ogni mese va a trovare i bambini che aspettano di fare il colloquio, il giardinaggio con le mamme detenute, i compleanni che sembrano una cosa scontata, ma i bambini non festeggiano il proprio compleanno con la loro famiglia al completo, il cinema con i genitori, queste sono le gite fuori dal carcere con i genitori liberi e i bambini, e poi c'è anche l'accompagnamento per i detenuti che nei permessi premio possono incontrare i loro bambini fuori dal carcere. Salto qualche slide per una questione di tempo. Per raccontarvi brevemente questa storia, che è una presa in carico che è partita all'interno del carcere ed è proseguita fuori. Quindi nel 2022 la direzione del carcere ci segnala la presenza di questa bambina di 2 anni che vive con la madre detenuta ed è una dei 17 minori che in Italia vivono con le mamme detenute. Noi come associazione interveniamo predisponendo un programma per garantire opportunità a questa bambina, per farla uscire dal carcere, iscriverla a scuola e permetterle una vita migliore, anche perché lei era entrata in carcere a pochissimi mesi. Bello shock per la bambina Sì, e per la anche madre per e la noi. nuova famiglia e per voi. Sì, perché noi abbiamo cominciato a visitare la bambina e la madre per avviare un rapporto di fiducia in modo da poter portare fuori questa bambina che non conosceva le case, le strade, gli alberi, gli indicava. Quindi piano piano è uscita fuori, c'è stata questa interlocuzione con i servizi sociali per iscriverla a scuola e noi ogni giorno la portavamo a scuola, la riportavamo dalla mamma in carcere, contemporaneamente fornendo supporto alla mamma detenuta, consulenze mediche, un percorso di logopedia perché la bambina aveva ritardi nel linguaggio, non avendo mai frequentato altri bambini, certo. Fornitura chiaramente di beni e servizi e un percorso per la madre di supporto, di sostegno e un sacco di occasioni poi al di là della scuola per farla socializzare con i suoi pari, la prima volta al mare, la prima volta tutto. La legge stabilisce che a 3 anni i bambini debbano uscire dal carcere e debbano allontanarsi dalla madre. L'istituto aveva prospettato inizialmente 15 giorni per un po' rapido, far per uscire la passaggio. bambina. Quindi da un giorno all'altro, fino a quel momento, i bambini erano usciti dal carcere e avevano salutato la mamma. Abbiamo rilanciato chiedendo più tempo per poter predisporre un percorso congruo per rispettare i tempi della bambina e permettere un distacco meno traumatico. La direzione, forzando anche un po' i tempi della legge, ha accolto la proposta. Quindi noi abbiamo attivato uno sportello psicologico per la bambina, per la madre e i genitori affidatari. Piano piano abbiamo cominciato a frequentare i genitori affidatari che avevano anche in custodia le sorelle, naturalmente sempre comunicando con i servizi sociali. Quindi da 15 giorni a 3 mesi. 3 mesi abbondanti. Dopo 3 mesi la bambina ha una nuova casa, una nuova famiglia e il progetto prende in carico anche la nuova famiglia, continuando chiaramente a sostenere la mamma in carcere. Questa è la voce della bimba. Senza Perché per lei casa è stata casa il carcere, è stata casa quella nuova e adesso c'è un'emergenza abitativa per cui stiamo seguendo anche quello. Grazie, che dire, grazie anche per l'emozione e i fermenti lattici, grazie. Grazie alla giuria che li ha selezionati. Siamo a Goel Bio, Società Cooperativa Agricola Impresa Sociale di Siderno, quindi Reggio Calabria. Vincenzo Linarello, eccola qua. Questo non le serve? No. Prego, al Grazie. centro, perché loro non hanno portato né slide né filmati, ma il loro racconto, Goel. Il gruppo cooperativo nasce 21 anni fa per innescare percorsi, 21 anni fa,
percorsi di cambiamento e di riscatto in Calabria. Tra le varie attività, nel 2009 decide di aggregare aziende agricole che si sono ribellate all''ndrangheta per organizzarle e dimostrare che la scelta di libertà che hanno compiuto non è perdente ma vincente. Per questa ragione nasce Goel Bio, filiera cooperativa di produzione di agrumi, che implementando un rigoroso controllo dei diritti dei lavoratori ed il primo protocollo etico di verifica antimafia garantisce un prezzo equo ai produttori. Grazie. L'esperienza di Goel Gruppo Cooperativo, come abbiamo sentito, nasce 21 anni fa con un obiettivo molto ambizioso, che è quello di provare a innescare un percorso di cambiamento e di riscatto in Calabria. L''ndrangheta oggi controlla la Calabria non solo attraverso la violenza, l'intimidazione e la deterrenza, ma anche alleatasi ormai da 50 anni con un reticolo di massonerie deviate, riesce a controllare anche molti posti, uffici, snodi dei servizi pubblici e attraverso l'elargizione, la concessione di diritti riesce a controllare anche il voto, il consenso in un sistema molto pervasivo. Noi abbiamo intuito 21 anni fa che la delegittimazione morale delle mafie, che era l'approccio classico che utilizzavamo, non era sufficiente, perché l''ndrangheta, di fronte all'accusa di essere cattiva, illegale, rispondeva semplicemente che noi dell'antimafia facevamo bla 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 e loro però facevano girare la ricchezza nel territorio. Allora, a fronte di questo, abbiamo avuto un'intuizione fondamentale che è diventato il nostro pensiero cardine. L'etica non poteva più accontentarsi di essere solo giusta, ma doveva dimostrare di essere efficace. E dalle nostre parti dimostrare che l'etica è efficace vuol dire dimostrare che l'etica è capace di dare da mangiare alle persone, che l'etica è capace di essere l'asse portante dello sviluppo di una regione che non era riuscita a partire. Per dimostrare tutto questo e dimostrarlo con i fatti, non solo bla bla bla, abbiamo deciso di partire proprio da coloro che si ribellano quotidianamente all''ndrangheta. C'è un fronte di resistenza straordinario in Calabria, sconosciuto purtroppo non solo in Italia ma anche in Calabria, fatto prevalentemente da imprenditori e imprenditrici che hanno il coraggio di dire no, di denunciare e di prendere una direzione diversa. Il più delle volte le loro aziende non finiranno bene. Nella migliore delle ipotesi vanno in crisi, nella peggiore delle ipotesi falliscono. Noi ci siamo detti questo non è il modo di dimostrare che l'etica è efficace. Così facendo la via dell'etica rimarrà una via di retroguardia, appannaggio di qualche eroe che masochisticamente vuole immolarsi sull'altare dei valori. Da lì abbiamo cominciato ad aggregare le vittime. L'approccio di Goel è aggregare le vittime. Lo abbiamo fatto in ambito turistico, ma l'abbiamo fatto anche in ambito agricolo. Siamo partiti nel 2009 dalla richiesta di aiuto di agricoltori della Locride e della Piana di Gioia Tauro, che venivano continuamente danneggiati con uno stillicidio di piccole e grandi aggressioni. L''ndrangheta non vuole i soldi dagli agricoltori, la nostra agricoltura è troppo povera. La terra è bellissima peraltro, che produce cose meravigliose. Assolutamente, è da qualche giorno che stiamo comunicando al resto del mondo che la Calabria ha il 32% degli habitat microclimatici europei, cioè è il giardino botanico d'Europa. Quindi, tornando ai nostri agricoltori, abbiamo raccolto il loro grido di aiuto perché subivano pascolo abusivo nei campi coltivati, incendi, danneggiamenti, sabotaggi. L'obiettivo era portarli loro dal mafioso
per intercedere affinché smettessero queste aggressioni. Questi che vengono a chiederci aiuto sono agricoltori biologici, duri, puri, che non volevano andarci, però dicevano non possiamo continuare a prendere le bastonate. E sicuramente queste piccole aggressioni alle aziende agricole erano piccole in confronto ai traffici di droga, agli omicidi, ma non erano piccoli per chi li subiva. Allora li abbiamo aggregati innanzitutto per difenderli, perché noi nel frattempo avevamo imparato che l''ndrangheta detesta i riflettori puntati e con un'azione di comunicazione molto forte noi riuscivamo in qualche modo a difenderci. L'idea era semplice: facciamoli diventare Goel, la prossima volta che li colpiscono sarà tutta la comunità di Goel a reagire. Dimenticavo di dirvi che oggi il gruppo Goel è composto da 46 realtà tra cooperative sociali, imprese sociali, aziende agricole e associazioni. Ma poi ci siamo detti: ma l'etica efficace, l'economia, ma come stanno i nostri agricoltori? E lì abbiamo visto che è un disastro. All'epoca, nel 2009, le arance, i tecnici mi capiranno, del primo prezzo, il cosiddetto prezzo ai cancelli dell'azienda, si aggirava per l'arancia da tavola tra 5 e 10 centesimi al chilo. Cioè non paga il lavoro? Assolutamente. Quelle stesse arance che venivano vendute a 2 euro, 2 euro e mezzo nei supermercati, all'origine, al produttore, a chi le fa, tra 5 e 10 centesimi. Abbiamo deciso di ricostruire la filiera, l'abbiamo efficientata, l'abbiamo organizzata, ci siamo dotati di una nostra struttura commerciale. Oggi quegli agricoltori per alzata di mano democraticamente decidono il loro prezzo di conferimento. L'ultimo prezzo di conferimento è stato deciso dagli agricoltori in 55 centesimi al chilo. 55 centesimi al chilo è da 2 a 3 volte il prezzo medio locale. Oggi chi si mette contro l''ndrangheta in Calabria prende il prezzo più alto per le arance. Questa è l'etica efficace. Ma un minuto dopo ci siamo detti: ma se la nostra cliente, noi vendiamo in Natura Sì, vendiamo in altri circuiti, se un nostro cliente, una nostra cliente ci scrive e dice: ma scusate, ma voi come fate a controllare che le vostre aziende agricole siano davvero addirittura antimafia? Non solo estranee, ma antimafia. E lì ci siamo resi conto con sconcerto che l'Italia, che ha partorito ben 4 mafie, oggi non ha un protocollo di, potremmo definirlo, due diligence privata antimafia. L'unica cosa che c'è è il certificato antimafia pubblico e il rating di legalità, ma noi non potevamo chiedere il certificato antimafia per un terzo, lo puoi chiedere per te. Allora a quel punto ci siamo detti: questa cosa non va bene, ci siamo inventati il primo protocollo di verifica antimafia privato e rendicontabile all'esterno, che oggi chiunque può vedere e scaricare nel sito. Poi ci siamo detti: ma se qualcuno, dopo che si piglia i 55 centesimi, sfrutta lo stesso i lavoratori, perché magari è anche contro l''ndrangheta, certo, però è un lavativo, che facciamo? Roviniamo la reputazione di tutta l'esperienza. Certo. A quel punto abbiamo deciso di dotarci di un nostro protocollo di controllo del lavoro illegale. Molti di voi sanno che esiste certificazioni come l'SA 8000, ma qualcuno prima o poi mi spiegherà come fa l'SA 8000 a trovare i lavoratori in nero dando l'appuntamento all'imprenditore per l'ispezione in azienda. Vabbè. A questo punto abbiamo copiato l'ispettorato del lavoro, visite a sorpresa nei campi, nei momenti di raccolta. Se trovavamo anche solo un operaio in nero, usciva. Espulsione, sanzione per danno d'immagine di 10.000 euro, segnalazione all'ispettorato del lavoro. Non ne abbiamo mai trovati. Ma qualcuno giustamente può dire: ma gli è andata bene perché ne fate una verifica all'anno, perché credetemi che l'etica costa se la si fa sul serio. E quindi è stato fortunato. Bene, a fine anno, copiando un'altra cosa
che c'è a livello pubblico, ma nel settore fiscale, conoscete gli studi di settore, noi abbiamo detto, bene, per raccogliere 1000 quintali di arance, noi sappiamo che ci vuole minimo un tot di operai. Ogni fine anno dall'INPS tiriamo giù il certificato che dice esattamente quanti lavoratori un'azienda ha avuto, dal bilancio di massa si chiama nelle aziende agricole, vediamo i quantitativi, lo mettiamo a raffronto, se va oltre quei range è in infrazione. Questo vuol dire fare le cose sul serio e dimostrare che l'etica funziona. Oggi il protocollo etico di Goelbio è diventato di ispirazione, è stato presentato anche alla Fiera del Biologico in Germania. IFOAM, che è un organismo di coordinamento internazionale di organismi di certificazione biologica, lo ha preso come riferimento e da questo punto di vista siamo felici che dal terzo settore sia nata un'innovazione per tutti. Allora, grazie a Linarello. Solo una domanda velocissima, perché abbiamo qualche minuto di ritardo, ma le loro storie sono troppo belle. Quando succede ancora che c'è un attentato a qualcuno di voi, voi fate una festa, è così? Sì, noi abbiamo fatto, noi crediamo, ho scritto un libro che si chiama Manuale dell'etica efficace, dove abbiamo codificato il nostro metodo di cambiamento. E in questo libro c'è scritto che i fallimenti sono un metodo preziosissimo di apprendimento. Molti buttano via i fallimenti, ma in realtà sono importanti. Dai nostri fallimenti abbiamo imparato una cosa importante, che l''ndrangheta, quando fa gli attentati, non vuole intimidire solo le vittime, ma vuole creare nel territorio depressione sociale. Perché la depressione sociale è un potentissimo strumento di controllo sociale. Quindi a un certo punto noi abbiamo fatto un'autocritica, ma quando andiamo nelle TV, nei notiziari a livello nazionale, e tutti imbronciati, diciamo, ci hanno colpito, ci hanno fatto il danno, vuoi vedere che aiutiamo anche noi la depressione sociale? Come possiamo reagire con un metodo che sia l'opposto della depressione sociale? Uno di noi ha suggerito, facciamo una festa. E noi abbiamo detto, bellissimo, abbiamo fatto il brand Festa della Ripartenza, dopo gli attentati coinvolgiamo la comunità locale, coinvolgiamo la stampa nazionale, facciamo la festa, ripariamo il danno, aspettiamo 4-5 mesi e facciamo il report pubblico ai mafiosi dicendo tutte le cose positive e che avevamo riparato i danni e ci avevano aiutato. Dopo 3 feste i mafiosi hanno capito che li stavamo praticamente pubblicamente ridicolizzando. Bravo, ed è da 8 anni che l''ndrangheta non si azzarda più ad avvicinarsi a noi, siamo completamente liberi. Grazie a Linarello, grazie. Sì, applausi forti. Ultimo racconto, ultima finalista Lazzarelle, società cooperativa sociale a responsabilità limitata di Napoli. C'è con noi Imma Carpinello, ecco qui, presidente della cooperativa, anche cavaliere della Repubblica Italiana, perché insomma il lavoro è stato riconosciuto. La società cooperativa sociale Lazzarelle nasce nel 2010 con l'obiettivo di favorire il reinserimento sociale e lavorativo di donne detenute, offrendo opportunità concrete di formazione e impiego. Si occupa di produzione artigianale di caffè all'interno del carcere femminile di Pozzuoli, siamo a Napoli. Hanno reinterpretato un mestiere tradizionalmente maschile in uno strumento di emancipazione, aggiungendo alla produzione l'attività di commercializzazione. Imma. Domenica quindi? No, Immacolata. Immacolata, mi sono sbagliata, Immacolata. 8 dicembre, c'era il video? Il video, eccolo qua. Lo vediamo questo video subito, 2 minuti e mezzo. Mi fai un ciak? Doris, vieni qua, fammi un ciak. No, devi fare così, ciak. Lazzarelle, che cosa ha significato? Cosa significa per me Lazzarelle? In carcere mi sono sentita libera perché ho provato
che cosa significa lavorare, indossare un camice, l'importanza del lavoro imparato, mi ha fatto stare bene. Mi senti la dignità. Cooperativa Lazzarella per me è stato un nuovo inizio, un nuovo percorso. Spero in un futuro di imparare cose nuove e di andare sempre avanti. Cuando trabajas te viene más fácil anche de pensar a un mañana, de pensar che un futuro puede venir mejor. Quello di cui avevo bisogno era capire che non ero marchiata a vita come Caino, che avrei comunque potuto incontrare persone che avrebbero avuto fiducia in me, che mi avrebbero ridato la possibilità di dire quel pezzo di vita che non era sbagliato, tu lo puoi recuperare, è da lì che devi partire, è dal buono che c'era in te che devi ricostruire la tua vita. E io avevo bisogno di incontrare persone che mi facessero capire questo, cioè io ho fiducia in te, di quella parte buona di te che c'era, io la voglio mostrare agli altri. Ma soprattutto attraverso il bistrò, ritornare in libertà a contatto con le persone. Le persone non mi guardavano come fossi detenuta, ma ero parte integrante di questo progetto che mi dava la possibilità di riprendere in mano la mia vita. La cosa più bella non c'è di vedere ragazzi che si sono trovati in situazioni bruttissime e ritornano alla vita. Mi sento importante, in carcere mi sento importante. L'ambizione di Lazzarelle è stata quella di creare reali e concrete opportunità lavorative. Questo ha significato per me Lazzarelle, riprendere in mano la mia vita. Allora, Imma Carpinello, bellissimo dire in carcere, la testimonianza dice in carcere mi sento libera, però una liberazione da un certo tipo di società e di condizionamento probabilmente. Conosciamo i Lazzaroni e le Lazzarelle? Sono quelli grandi, quelli che no, fanno i no, ma biscotti. non facevo il nome del marchio, dicevo in italiano i Lazzaroni non è gente proprio. Perché vi chiamate Lazzarelle? Ci chiamiamo Lazzarelle, parto dal nostro claim, come dicono quelli bravi, no? Pubblico. Esatto, il Lazzarelle non si nasce ma si diventa, abbiamo un po' mutuato la frase di Simone de Beauvoir, donne non si nasce ma si diventa, nel senso che le Lazzarelle sono tutte quelle donne che si sono trovate in un momento particolare della loro vita a commettere dei reati. Quando noi abbiamo attraversato il carcere, abbiamo conosciuto le donne che lo attraversavano, ci siamo rese conto che se avessero avuto altre opportunità, se ci fossero stati altri modelli di welfare, se ci fosse stata meno dispersione scolastica, povertà educativa, molte di loro non sarebbero entrate in carcere, o anche se avessero incontrato altri uomini nella loro vita, perché ci capita spesso, in questi anni ci è capitato spesso di incrociare donne che magari realmente, materialmente il reato non lo avevano nemmeno commesso, ma erano state soggiogate da un uomo e quindi insomma si sono trovate in contesti vulnerabili. Queste sono le Lazzarelle che abbiamo incontrato noi in questi anni. Loro secondo me l'hanno raccontato molto meglio di me. A me l'annoso compito di darvi due cifre giusto per farvi capire come siamo nate e dove siamo approdate, e lo faccio molto rapidamente. Siamo nate nel 2010 in carcere, all'interno del carcere femminile di Pozzuoli, per dare un'opportunità reale. Abbiamo avuto l'ambizione di creare una cooperativa, un'impresa che producesse e vendesse caffè, perché nel 2010 l'agenda politica era molto lontana da quelli che erano i bisogni delle detenute e dei detenuti, quindi c'erano bisogno di progetti che andassero verso l'autosostenibilità, e quindi abbiamo immaginato questo. Le donne che vi raccontavo non potevano essere ridotte a uno stereotipo di genere, e quindi abbiamo pensato al caffè, proprio perché è un mestiere maschile. Il torrefattore è colui che produce, la torrefattrice è la macchina che tosta il caffè. Abbiamo voluto ribaltare anche questa idea e l'abbiamo fatta con grande caparbietà. E poi siamo di Napoli, sfruttiamo anche un po' l'immagine oleografica. Certo. La pizza in carcere non la riuscivamo a fare, abbiamo provato a fare il caffè. Detto questo, nel 2010 siamo partite, vorrei capire come funziona, lo imparerò. Il tecnico può arrivare per cortesia, c'è un più e un meno. Eccolo lì, ce l'abbiamo. Queste sono le nostre donne che
Io ho girato, ma penso di averlo, eccolo qui. Il nostro modello, praticamente, si parla di ponti, continuiamo a costruire ponti sostanzialmente. Il nostro modello è molto banale nella sua semplicità, è carcere, formazione, lavoro e autonomia. Questi sono gli elementi, perché quando si parla di reinserimento si deve assolutamente immaginare un'autonomia economica, altrimenti è ovvio che il famoso sistema delle porte girevoli porterà sempre a rientrare in carcere. Queste donne che partono con un doppio handicap, sia quello di essere marchiate come detenute e quindi molto spesso nemmeno le pulizie in casa riescono a fare, perché ovviamente se una signora sa che una donna è stata in carcere difficilmente gli può dare occupazione, e poi perché in carcere si matura un debito con lo Stato, cioè il mantenimento mensilmente si deve restituire allo Stato circa 150 euro al mese. Se sei in carcere devi pagare questi soldi per il posto letto e per il vitto. Se non hai la possibilità di lavorare, esci con un debito che si trasforma immediatamente in una cartella esartoriale, un fardello importante. Quindi lavorare già all'inizio all'interno del carcere ti dà sicuramente una leggerezza in uscita. Per quanto riguarda le nostre cifre, rapidamente, da quando abbiamo iniziato ad oggi, 120 sono state le donne coinvolte. Possono sembrare piccoli numeri, ma per noi sono altissimi, perché comunque vengono seguite in maniera puntuale, tutte quante, in maniera molto individuale. Abbiamo avuto un abbattimento della recidiva del 90%, perché, come dire, rimaniamo poi in contatto con tutte le donne che abbiamo conosciuto, ahimè, nel bene e nel male, e quindi insomma abbiamo visto che comunque si sono reimpiegate. Abbiamo attivato, dal carcere siamo uscite e abbiamo attivato 3 sedi esterne. Abbiamo un bistrò al centro della città, in una galleria storica importante, perché abbiamo voluto portare i temi del carcere al centro della città, perché molto spesso si passa sotto le mura di questi istituti e non si sa chi c'è all'interno. Abbiamo incontrato la console francese, che è una donna illuminata, e all'interno del consolato generale francese ci ha affidato la buvette, e voi capirete che per entrare in un consolato generale i controlli sono tantissimi e ci sono 2 donne in esecuzione penale esterna che lo gestiscono. Abbiamo avviato una cucina, un punto per noi molto importante, perché da 3 anni a questa parte stiamo lavorando con il catering e lavoriamo con l'università, e quindi anche questo, attraversare i mondi, attraversarli con queste donne, è un elemento di grande importanza. E infine vi lascio raccontandovi, volendo girare ma non si gira, l'ultimo servizio che abbiamo attivato, che anche nella sua banalità ha delle punte di innovazione enormi. Un progetto di cleaning, abbiamo fatto un accordo con un player molto importante di gestione di case vacanza. Perché è importante, e ne parlo con grande orgoglio, di quest'ultimo pezzo che abbiamo attivato? Non solo perché ci lavorano 5 donne e quindi è un grande risultato, ma perché quando le donne vanno in affidamento e in misura alternativa all'esterno, il giudice ha bisogno di circoscrivere il posto dove loro lavorano, hanno bisogno di un indirizzo fisico. Ovviamente, dovendo fare le pulizie in 10 bed and breakfast della città, questa cosa non era possibile. Quindi siamo riusciti ad ottenere un provvedimento esteso in cui individua una sede di lavoro un intero quartiere della città. E questo è un elemento per noi di grande orgoglio, e questo è dovuto anche al grande impegno che in questi anni abbiamo messo, insomma, nelle relazioni con il provveditorato alle carceri, con il tribunale di sorveglianza, quindi insomma un lavoro, diciamo, certosino. Siamo ovviamente pronti a crescere, ma noi siamo sempre in un movimento, non saremmo Lazzarelle altrimenti, quindi abbiamo tanti progetti da portare avanti. Ed infine vi lascio, siamo partiti con il nostro claim, e vi lascio con una frase che segna il nostro percorso di Assunta Signorelli, una psichiatra illuminata fortissima, che diceva: fatevi regine. Quello che noi cerchiamo di raccontare alle donne che incontriamo è che devono autodeterminare loro il proprio destino, proprio perché, essendo state molto spesso coinvolte non direttamente in reati, ma proprio
perché hanno incontrato uomini che non erano all'altezza, si sono trovate in una serie di situazioni complesse. Quindi l'elemento, insomma, che ci sta caratterizzando è proprio quello di aumentare sempre di più la consapevolezza in questi termini. Grazie. Sono stata nei tempi? Bravissima. Grazie Ilma Carpinello, grazie. Io sono molto fortunata perché non faccio parte della regia e quindi sono affari vostri decidere chi è il migliore fra questi progetti. Io non potrei decidere. Invito Giovanni Bazzoli, Presidente della giuria, Presidente emerito di Intesa San Paolo, Presidente appunto di questo premio Angelo Ferro, per un suo breve intervento. Eccolo lì. Buonasera professore, se può raggiungere il podio. Grazie. Buonasera. Poche parole conclusive di questo lungo incontro, senza richiamare del merito i temi trattati, ma piuttosto proprio per affermare come sia confortante per me essere qui stasera, venire a Padova in questa circostanza che permette di entrare in contatto con energie vive, nuove, giovanili, che esprimono valori autentici. Attraversiamo un periodo storico in cui si fatica a trovare, conservare ragioni di speranza. Il gelo demografico dei nostri paesi è lo specchio di una società che sembra non avere più fiducia nel futuro, che non scommette più, vorrei dire, sulle risorse della vita. Anche il diradarsi della pratica religiosa tra i giovani non viene visto con preoccupazione soltanto dai credenti, perché sembra piuttosto denotare l'inaridirsi di ideali tra le nuove generazioni. Si fanno sempre più insistenti i dubbi sulla tenuta dei sistemi democratici. Molti si chiedono se non convenga affidarsi a sistemi o addirittura a regimi che non vengano sottoposti continuamente a verifiche elettorali. In America, nel paese che è ancora, ma forse non lo è già più, una guida del mondo, si è insediato un presidente che con decisioni imprevedibili sta sovvertendo non solo l'economia globale, ma tutte le regole della convivenza civile. Non vado oltre per non essere considerato un pessimista, no, al contrario, ho accennato a questo clima preoccupante che viviamo per sottolineare come sia confortante per me e per tutti, credo, qui, questo premio che rappresenta, vorrei dire, un antidoto raro ma validissimo alla perdita di speranza nel futuro della nostra società. Perché permette di scoprire quanti, senza clamore, lontano dai riflettori dei media, fanno innovazione nell'ambito sociale e lo fanno ogni giorno con costanza e concretezza. Il Premio Ferro porta infatti alla luce tanti benefici e innovativi progetti,
con due aspetti che meritano di essere, a mio avviso, particolarmente segnalati. Il primo è che si tratta di progetti prevalentemente, non esclusivamente, concepiti e realizzati da giovani. Il secondo è che le iniziative che qui veniamo a conoscere sono realizzate per aiutare carcerati, ammalati, gravi, disabili, soggetti emarginati, privi di assistenza e di diritti. Vale a dire gli ultimi nella gerarchia sociale. Io credo di poter affermare che anno dopo anno il premio Ferro sta assumendo ormai un valore emblematico. Oltre che una ragione, che ho detto, di fiducia nel futuro della nostra società, è diventato un osservatorio, una vera e propria banca dati del terzo settore. Censisce, infatti, e tiene aggiornato il bene che si fa, che si continua a fare nel nostro Paese. Le forme giuridiche, abbiamo anche oggi sentito con precisione, sono le più diverse: associazioni, imprese sociali, organizzazioni di volontariato, eccetera. Ma identico è lo spirito che anima tutte queste attività, che noi veniamo a conoscere e a premiare. Sono tutte animate da uno spirito che può essere definito di solidarietà, di generosità, di carità, ma diciamolo in una sola parola, uno spirito di fratellanza, secondo l'insegnamento di Papa Francesco, che ha scritto un'enciclica per ricordarci che siamo tutti fratelli. Grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, e soprattutto alla volontà, alla tenacia del suo presidente Gilberto Muraro, che dobbiamo tutti ringraziare, e grazie alla Fondazione Zancan, questa che ho definito banca dati del bene, che ci tramanda la memoria del caro e grande Angelo Ferro, ci restituisce il ritratto di un'Italia diversa, non rassegnata, non cioè inerte di fronte alla sofferenza dei più deboli e dei più sfortunati. Un'Italia che mette in campo nuove e originali forme di sostegno agli ultimi. Io credo che si possa davvero dire che il premio Ferro è diventato un presidium e un emblema di fiducia in questa Italia. Ci dice che i giovani non sono rinserrati in una bolla egoistica, in un recinto digitale da cui non sanno come uscire. Ci dice che ci sono valori capaci di non solo coinvolgere, ma mobilitare le nuove generazioni. Ci dice che nelle nostre città e nei nostri paesi, nonostante i banchi vuoti, semivuoti di tante chiese, una religione civile della carità, delle opere, del soccorso ai meno fortunati non è venuta meno. Grazie quindi a tutti voi, soprattutto a voi giovani, che sulla strada pietrosa per Gerico, nelle nostre città, non tirate dritto come fecero il sacerdote e il levita della parabola evangelica, ma soccorrete l'uomo percosso e umiliato. Siete davvero il buon samaritano del nostro tempo e lo siete in forme creative, sempre nuove, che ogni anno ci sorprendono e nutrono la nostra speranza. Grazie.
Grazie al Presidente della giuria del premio Giovanni Bazzoli, Presidente emerito di Intesa San Paolo. Grazie davvero per questo intervento a Daniela Mapelli, la rettrice dell'Università, e è a casa sua. Sicuramente abbiamo sentito degli esempi di generosa intelligenza con questi progetti. Ho visto che anche lei se n'è molto interessata, compiaciuta. Molto. Cari presidenti, cari ospiti e tutti voi rappresentanti delle istituzioni del terzo settore. Io sono davvero felice di essere qui con voi oggi in occasione di questa nona edizione del premio Angelo Ferro per l'innovazione nell'economia sociale. Non posso che iniziare questo mio, vi prometto, breve intervento ricordando la figura del professor Ferro, un uomo che è stato molto più di un docente, di un economista, di un imprenditore sociale. È stato un innovatore con radici profonde, un uomo con una profonda visione, capace di coniugare rigore scientifico e spirito umanitario, pensiero sistemico e impegno concreto. Angelo Ferro ha saputo leggere il cambiamento con largo anticipo, quando l'economia sociale possiamo dire che era considerata ancora un ambito marginale. Per lui invece era già chiaro che le sfide del futuro, dalla coesione sociale alla transizione demografica, dalla sostenibilità ambientale alla lotta alle disuguaglianze, avrebbero richiesto necessariamente forme nuove di pensiero economico, nuove architetture istituzionali e nuove alleanze sociali. Questo premio, che porta il suo nome, è la dimostrazione più viva che quella visione è oggi più attuale che mai. Non si tratta solo di valorizzare buone pratiche, ma di indicare una direzione, quella di un'economia che non esclude, che non marginalizza, che non riduce tutto al profitto. L'economia sociale, lo sappiamo bene, non è il residuo di un sistema, ma è il suo possibile cuore. È ciò che tiene insieme impresa e solidarietà, innovazione e partecipazione, capitale e comunità. È in fondo, se vogliamo dirla così, una sorta di palestra di democrazia economica, dove si sperimentano soluzioni che nascono dal basso, e l'abbiamo sentito qui stasera, che tengono conto delle persone e non solo delle prestazioni. E proprio per questo la nostra università, l'Università di Padova, è orgogliosa di essere parte di questo percorso. Lo è come sede di questo evento, che trova nell'Aula Magna di questo meraviglioso palazzo il luogo simbolico dove si intrecciano sapere, etica, storia e responsabilità. Ma lo è anche e soprattutto per il contributo che può offrire e che vuole continuare ad offrire nella formazione di competenze capaci di leggere e guidare il cambiamento. L'innovazione sociale, infatti, ha bisogno di strumenti, ma anche di visione, ha bisogno di dati, ma anche di ascolto. Ha bisogno, l'abbiamo sentito, di tecnologia, ma soprattutto di senso del legame, di un'idea di cittadinanza che non si limiti alla rappresentanza, ma si eserciti nella corresponsabilità. Ecco allora che il ruolo dell'università diventa decisivo. Non solo luogo di produzione di conoscenza, ma anche agente di trasformazione sociale. Una università che si impegna a costruire ponti tra discipline, tra generazioni, tra saperi e territori. Una università che crede nel terzo settore non come ambito residuale, ma come alleato strategico per costruire futuri più giusti, più equi e più sostenibili per tutti. Le esperienze finaliste di quest'anno lo dimostrano in modo esemplare. Sono storie, le abbiamo sentite, che nascono spesso in silenzio, in contesti fragili, ma che parlano con forza. Sono iniziative che coniugano impatto e replicabilità, etica e concretezza, e che ce lo hanno dimostrato rappresentano una straordinaria lezione di civiltà. Permettetemi di aggiungere che però una università come la nostra, fondata nel 1222
su principi di libertà e inclusione, un'università che ha fatto della responsabilità sociale uno dei suoi assi strategici. Questi valori sono parte integrante della nostra identità. Qui lavoriamo quotidianamente per sviluppare modelli didattici e di ricerca che siano in dialogo con il territorio e con i bisogni emergenti delle nostre comunità. E lo facciamo in collaborazioni con varie realtà come la Fondazione Zancan, la Fondazione Cariparo, e saluto il Presidente Muraro, e tutte le istituzioni che oggi condividono con noi questo momento. E in questo senso, questo premio, il premio Angelo Ferro, è anche una straordinaria opportunità per fare rete, per creare connessioni e per dare visibilità e dignità a un'economia della prossimità che non fa notizia, ma fa la differenza. Concludo questo mio breve intervento rivolgendo davvero un ringraziamento sentito alle finaliste e ai finalisti di oggi. Grazie per il coraggio, grazie per l'ingegno, grazie per la dedizione. Le vostre storie sono preziose, non solo perché funzionano, e ce l'avete raccontato, ma anche perché ispirano. In un mondo che spesso fatica a vedere oltre l'interesse immediato, voi ci ricordate che innovare significa anche prendersi cura. Grazie, grazie davvero. Grazie alla rettrice Daniela Mapelli. Allora, siamo alle premiazioni. Tutti voi 5, 2.500 euro già li avete in tasca, uno avrà un upgrade di altri 7.500. Allora, chiedo al Presidente Bazzoli, alla Dottoressa Balbo di Intesa San Paolo, al Professor Muraro, Presidente della Fondazione Cariparo, di arrivare al centro assieme al Dottor Vecchiato, Presidente della Fondazione Zancan, e alla Dottoressa Tomasini, Presidente del Consorzio del Centro dei Servizi di Volontariato. Arrivate qui, una hostess, gli altri chiamati ci sono? Eccoli, grazie, al centro. Arriva questa busta per il professor Bazzoli, eccola lì, abbiamo il nome del vincitore. Vi diamo subito il vincitore, non facciamo come Miss Italia che partiamo dal quinto, diamo il vincitore e gli altri stanno serenamente ad applaudire. Prego, leggerà però, credo, il professor Muraro. Abbiamo questo passaggio. E the winner is, ci manca la musica, ma è il momento di saperlo. Prego. Vengo io, se non vi decidete. Il vincitore è, un attimo di suspense, Goel Bio, Società Cooperativa Agricola, Impresa Sociale. Vincenzo Linarello, prego, prego. Ecco. La targa, poi arriverà l'assegno, l'assegno da 10.000 euro. Questo lo metterà nel sito per dire ad 'Ndrangheta che viene pure premiata Goel. Ecco, benissimo. E allora, magari il vincitore vuol dire qualcosa. Scusatemi, eccoci qua. No, grazie, lo dico non solo io. Goel Gruppo Cooperativo è una comunità di persone, di famiglie, di imprese e quindi il grazie a nome di tutti. Per noi sono importanti questi riconoscimenti. Ma lasciatemi dire che la cosa ancora più importante anche del premio è l'alleanza con i territori. Ormai, prima insomma per brevità alcune cose le ho saltate, però siamo tutti consapevoli che l''Ndrangheta non è un problema solo della Calabria. Si sta infiltrando in un modo devastante, con anche una capacità di non far rumore durante questi processi di infiltrazione, nei posti meno, come dire,
meno probabili, no? In Italia. Con CSVnet e con il forum abbiamo fatto una manifestazione contro l''ndrangheta, anche a difesa delle minacce di morte di Nicola Gratteri a Milano, e lasciatemi dire ha funzionato, cioè minacciare l''ndrangheta di mobilitazione a Milano funziona in Calabria. Quindi di conseguenza ancora di più dei premi e dei riconoscimenti è il bisogno, l'esigenza, che spero sentiate anche voi, di un'alleanza. Insieme possiamo sconfiggere questo invasore interno. Siamo in un momento in cui gli stati si invadono e spesso non vediamo le invasioni interne. L''ndrangheta è un'invasione interna pericolosissima, un gravissimo pericolo per la democrazia e per la convivenza civile, e credo che sia importante, anche sfruttando occasioni come queste, quella di stabilire un'alleanza anche nord-sud molto forte che ci consenta di combatterla non solo in Calabria, ma ovunque in Italia si infiltra e cerca di creare la propria ricchezza economica reinvestendo il denaro. Grazie Alinanello. Allora procediamo con le altre premiazioni in ordine alfabetico. Anaco, APS di Lesignano, Valerio Vinaccia riceverà il premio da Gilberto Muraro. Arriva, poi restate qui che facciamo una bella foto tutti assieme. E arriva anche Nadia Sorrentino, donatore di coccole, sarà premiata da Cristina Baldo. Per fermenti lattici, Antonietta Rosato, premiata da Tiziano Vecchiato. E infine Lazzarelle, società cooperativa sociale con un buon caffè, ma noi qui a quest'ora lo spritz, lo sappia. Imma Carpinello, premiata da Chiara Tommasini. Ecco. Cito la rettrice, è una palestra di democrazia economica. Complimenti a tutti, grandi sorrisi per i fotografi e buona serata a tutti. Guardate al centro.